Buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta come ogni giorno ed oggi in primo piano la politica nazionale, perché lo avete sentito, c'è un braccio di ferro col Movimento 5 Stelle sul decreto aiuti e un governo che ora è in bilico. Ne parleremo poi con il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Parleremo di Covid con una curva che continua a crescere e con il via libera però per la quarta dose agli over 60 e soprattutto i Covid point che sono tornati ad essere presi d'assalto dalla gente. Molti sono i positivi, poi daremo anche lettura del bollettino regionale. Cronaca anche in primo piano perché c'è stata un'operazione della Guardia di Finanza che ha posto sotto sequestro beni e disponibilità finanziarie per un importo di 600.000 euro a 2 società operanti nel commercio di materiale elettrico e dei relativi amministratori accusati di frode all'IVA. Il provvedimento cautelare è giunto a conclusione di un'indagine. Si tratta intanto della Guardia di Finanza di Padova che ha portato alla luce un complesso sistema evasivo fondato sull'omesso versamento dell'IVA ad opera di 6 società tutte operanti nel settore elettrico e coinvolta anche un'impresa della provincia di Treviso. Ovviamente maggiori dettagli poi su questa operazione della Guardia di Finanza nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 per il Veneto, ovviamente anche nel telegiornale di Treviso. Ma torniamo a parlare anche dell'incidente sul lavoro. Lo avete sentito ieri, l'ennesimo morto sul lavoro, un'altra vittima. L'area è stata sequestrata nel cantiere di Massanzago nel Padovano e la procura ora ha aperto un'inchiesta. La procura ha disposto che venga effettuata l'autopsia sul corpo di Mirko Bottaccini, il 55enne di Trebaseleghe, morto ieri mentre stava lavorando all'interno di un cantiere edile di Massanzago in via della Pieve, nell'Alta Padovana. L'uomo, operaio di una ditta del veneziano, secondo una prima ricostruzione dei tecnici dello Spisal, è stato travolto da un carico di materiale legato alla gru del cantiere, il cui cavo d'acciaio si è improvvisamente rotto. La procura ha disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto l'infortunio mortale sul lavoro e ha aperto un'indagine per ricostruire le cause che hanno portato alla rottura improvvisa del cavo d'acciaio del mezzo. Oltre allo Spisal, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno chiarire se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Mirko Bottaccin, 55 anni, viveva a Trebaseleghe ed era padre di 2 figli adolescenti. La sua famiglia era già stata segnata da un pesante lutto nel 2005 quando la sorella, all'epoca 26enne, morì in un incidente stradale. L'operaio dell'Alta Padovana è la quarta vittima del lavoro a Padova da inizio anno. Oltre a Mirko Bottaccin, ieri in Italia ci sono state altre 2 morti bianche, un bracciante agricolo a Cuneo e un autotrasportatore a Caserta. I sindacati tornano a puntare il dito sulle condizioni di lavoro. Non si parli di fatalità, tuonano i rappresentanti di categoria. Non è una coincidenza, non è una fatalità. I morti sul lavoro sono la conseguenza di quello che è un elemento culturale e strutturale di questo Paese che esiste pienamente sulla carta ma concretamente non esiste. Fine. Abbiamo un decreto legislativo che è forse il più completo al mondo, abbiamo tutti gli strumenti necessari, capito? Ma alla fine si continua a morire sul lavoro. Non sono i 4 morti su Padova, sono i 400 all'anno, hai capito? Sono i 600.000 infortuni da inizio anno a maggio, una cosa veramente indignitosa e vergognosa per un paese che si ritiene civile. Possiamo più vivere di fatalità perché la sicurezza non si contratta, è un bene comune e che oggi non deve essere visto come un costo e ci deve essere anche più formazione, più monitoraggio e noi come sindacato stiamo facendo anche una mappatura giornaliera dei cantieri proprio per monitorare le situazioni.
Ed ora le parole della senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin, responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro. Dice: ennesimo incidente sul lavoro, ennesima vittima. Questa volta a perdere la vita, come avete sentito, è stato un operaio della provincia di Padova. Per lui esprimo il mio più sincero cordoglio ai familiari, ai colleghi, agli amici. Le morti bianche non si fermano nonostante gli inasprimenti legislativi sui controlli e sulle sanzioni. Probabilmente è necessario però anche un deciso cambio di passo culturale che preveda un vero rapporto di collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori. Le priorità devono essere prevenzione e formazione. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere riconosciuta come prerogativa e garanzia della qualità dei servizi e dei prodotti dell'azienda, un modus vivendi che deve essere coltivato e trasmesso giorno dopo giorno, a cominciare dalla scuola. Queste dunque le parole della senatrice. E noi andiamo avanti, ci spostiamo invece nel veneziano, perché ci sono stati 39 DASPO a carico dei tifosi che lo scorso maggio si sono resi protagonisti degli episodi di violenza prima della partita Venezia-Bologna. Il questore di Venezia ha emesso 39 provvedimenti di DASPO allontanamento dalle manifestazioni sportive nei confronti di altrettanti tifosi coinvolti negli scontri avvenuti l'8 maggio in occasione della partita Venezia-Bologna. 19 sono a carico dei supporter lagunari, 20 per gli emiliani. Secondo la ricostruzione della questura, le violenze avrebbero coinvolto una 60ina di persone. I due gruppi si sono affrontati un'ora prima della partita tra Campo della Tana e Rio dell'Arsenale, abbastanza distanti dunque dallo stadio, e sembra che fosse tutto premeditato. Le forze dell'ordine sono arrivate poco dopo per sedare la rissa. Successivamente la scientifica ha avviato le indagini coadiuvate dalle riprese delle telecamere e dai video social, riuscendo ad individuare i responsabili. Del gruppo bolognese farebbero parte anche i tifosi olandesi e scozzesi, giunti appositamente a Venezia per seguire l'incontro e prendere parte agli scontri. La durata dei DASPO emessi da Mascio Pinto varia da 2 a 5 anni, a seconda dei precedenti dei soggetti individuati, che sono anche stati segnalati alla procura con l'ipotesi di reato di rissa aggravata. E ci spostiamo ora nel Vicentino. Sicurezza, proseguono i controlli straordinari del territorio comunale disposti dal questore, presidiati i luoghi affollati dai turisti e le aree già segnalate dai residenti. Intensi controlli da parte delle forze dell'ordine in città negli ultimi giorni. Controlli straordinari disposti dal questore mirati a verificare le aree urbane segnalate dai cittadini che sono state teatro di episodi criminali di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano. Un occhio di riguardo anche per le aree caratterizzate da un consistente afflusso di turisti e nelle aree di interesse artistico. Complessivamente sono stati impiegati giornalmente più di 30 agenti messi a disposizione dalla Polizia Locale, quella di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Predisposti alcuni posti di blocco lungo le arterie stradali principali. Passati al setaccio il centro storico, la zona dell'ospedale, il quartiere di San Pio X, il corso San Felice Fortunato e le vie limitrofe. Identificate 175 persone, di cui 64 stranieri e 37 con precedenti penali. Controllati inoltre 65 veicoli e 8 esercizi pubblici. Il questore ha poi provveduto a far eseguire 3 ordini di allontanamento dal territorio nazionale per cittadini extracomunitari con gravi precedenti penali a proprio carico. 6 fogli di via obbligatori dal territorio comunale per altrettanti cittadini italiani pregiudicati e 7 avvisi orali nei confronti di cittadini italiani stranieri pregiudicati denotati da una spiccata pericolosità sociale derivata da reati contro la persona e per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ed ora dovremo averlo in collegamento con noi, lo vedo dallo schermo, Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, grazie a tutti. Parliamo di politica nazionale, uno strappo del Movimento 5 Stelle, titolano tutti i giornali, un governo che potrebbe essere in bilico proprio sul decreto aiuti. Ma guardi, già il papete di Salvini del 2019 non era giustificato e sarebbe ancora meno giustificato uno strappo di governo nel momento in cui stiamo cercando di uscire da una pandemia devastante come il Covid-19, con una guerra in Ucraina, con inflazione all'8%. Ritengo sarebbe un errore e io confido che questa giornata e la giornata di domani servano
per trovare una quadra di governo che consenta a Draghi e a tutto il governo di guidare l'Italia fuori da questo momento difficile per creare ricchezza, tranquillità anche nella popolazione, insomma, e un po' di prospettiva di sano futuro. Ecco, come vede, insomma, una situazione comunque difficile, sembra che il Movimento 5 Stelle non voglia trovare un accordo su questo. Ma guardi, il decreto aiuti è un decreto che mette svariati miliardi di euro a disposizione di famiglie, a disposizione delle imprese. È un decreto che aiuta, sostiene lo sviluppo, aiuta chi è in difficoltà, quindi anche dal punto di vista del contenuto certamente non c'è nessuna giustificazione all'assenza di un voto favorevole da parte di nessuna delle forze che sta appoggiando questo governo. Dopodiché Conte legittimamente a nome dei 5 Stelle ha posto delle questioni contenutistiche, Draghi si è riservato di approfondire, di trovare una soluzione, io confido che ci sia la possibilità di trovare una soluzione. D'altro canto i 9 punti che sono stati posti all'attenzione da parte di Conte sono punti già del governo, quindi non sono cose del tutto nuove, innovative e non vanno per nulla in contrasto con quello che il governo ha fatto nel corso di questi, diciamo, quasi solo 17 mesi di governo dal febbraio del 2021 ad oggi. Ecco, cosa vorrebbe dire secondo lei per il Paese se non ci dovesse essere un accordo e se il governo dovesse cadere, proprio in un momento come questo? Ma per il Paese sarebbe certamente un problema serio, perché il governo Draghi è un governo autorevole sia a livello nazionale e questo lo si vede anche dall'appoggio che i cittadini danno alla sua figura e all'azione appunto di tutto il governo. E poi sarebbe una sciagura anche dal punto di vista delle relazioni internazionali. Io sono tornato qualche giorno fa da una missione bilaterale in Germania, a Berlino, incontrando svariati mondi tedeschi. L'autorevolezza sul piano internazionale che Draghi e questo governo hanno assunto è una garanzia di crescita e di stabilità del nostro Paese. Buttare alle ortiche a un momento come questo, così delicato, un patrimonio di questo tipo sarebbe certamente una sciagura, ma poi io credo che sarebbe un errore politico anche per i 5 Stelle, perché assumersi la responsabilità di far cadere o indebolire questo governo io credo che avrebbe l'effetto opposto dal punto di vista dei cittadini, non sostegno ma casomai diciamo critica anche radicale nei confronti di un partito che in un momento così drammatico invece di sostenere pone dei problemi e delle difficoltà. Senta, lei prima ha detto, insomma, siamo ancora in piena pandemia, in realtà, insomma, si sperava di aver trovato, diciamo, una via d'uscita e invece siamo tornati con una quarta ondata in attesa perché nessuno se l'aspettava durante l'estate, ma insomma è arrivata. E il presidente Zaia l'altro giorno ha detto i sanitari Novax tornino in corsia, la mancanza fra l'altro di personale medico si fa sentire e adesso ancora di più. Ma guardi, sono due cose distinte. Prima il Covid. Il Covid sì è vero, c'è un aumento dei contagi, però poi bisogna vedere dal punto di vista clinico, perché se la pandemia si sta trasformando in endemia e quindi c'è dal punto di vista clinico un limitato, diciamo, problema nell'aggravamento della salute, cambia anche lo scenario. Perché naturalmente con tutta la prudenza necessaria e lasciando naturalmente agli scienziati, ai medici la parola dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista clinico eccetera. Ma se per la stragrande maggioranza della popolazione si tratta di un'influenza o poco più, in alcuni casi un po' di meno, e invece diventa un problema per i fragili, si deve avere grande attenzione nei confronti dei fragili e da qua l'attenzione casomai alla quarta dose, ma è uno scenario che potrebbe essere diverso rispetto ai precedenti. Uso naturalmente la forma condizionale perché questo Covid in questi 2 anni e mezzo ci ha abituato a colpi di scena. Però insomma io non sarei allarmistica, sarei responsabilmente diciamo ottimista e poi vediamo quello che accade. Sulla questione dei medici non si risolve richiamando i medici che sono stati cacciati perché non sono vaccinati. Qui c'è un problema di sanità veneta, c'è un problema strutturale, c'è un problema di assenza di risposta del governo o della regione al problema della sanità. La nostra sanità sta peggiorando, i tempi di attesa per le visite anche normali dei nostri cittadini ormai sono assolutamente non più accettabili. Abbiamo una perdita di un sacco di medici che hanno abbandonato il loro lavoro perché non ce la facevano più.
Qui serve un'azione di governo che prenda in mano quello che è stato fino a qualche tempo fa un modello nazionale di sanità e lo riporti agli antichi splendori per il servizio nei confronti dei cittadini. Senta, lei prima diceva, tornando a parlare dell'ondata di Covid di adesso, sicuramente per fortuna non siamo a dati o casi come quelli che abbiamo conosciuto in questi 2 anni. Fortunatamente i ricoveri sono sotto controllo, anche se sono leggermente aumentati, però i sanitari dicono che questo un po' è il frutto del fatto che si sono allentate le misure, dovuto perché la gente deve tornare alla normalità, però questo è sicuramente una delle cose che ha fatto tornare un po' questa ondata in attesa. Ma sì, però voglio dire, è del tutto evidente che bisogna trovare un punto di equilibrio, non è che possiamo chiuderci tutti in casa. Io credo che ci debba essere attenzione, ecco, per esempio sulle mascherine ci deve essere attenzione, perché anche lì dove non dovessero essere obbligatorie, ma tu ti trovi al centro di assembramenti in contatto diretto con persone, è evidente, almeno io faccio così, io uso la mascherina in quei casi, oltre che nei casi obbligatori, tipo i treni, gli aerei e via dicendo. Quindi un'attenzione va posta e quindi è una responsabilità di noi singoli cittadini. Dopodiché è evidente che nel momento in cui tu lasci delle mani un po' più larghe, il Covid continua a girare. Però, come dicevo prima, non siamo, almeno per ora, e io sono ragionevolmente ottimista nella condizione di qualche tempo fa, quando il Covid era così aggressivo e dal punto di vista clinico aveva delle complicazioni assolutamente pesanti fino alla morte. Siamo in presenza di un virus ad oggi che mette in difficoltà le persone già fragili con patologie gravi e via dicendo. Quelle vanno preservate, su quello si deve procedere naturalmente con la 4ª dose di vaccino, ma insomma io sono adesso anche per aprire un po' le maglie, per trovare il giusto equilibrio tra la sicurezza sanitaria ma anche la libertà della vita e la libertà economica. Senatore, la ringrazio, so che oggi era impegnatissimo, quindi la ringrazio davvero per essere stato con noi. Grazie a lei, arrivederci. Grazie, buon lavoro. Noi andiamo avanti con la cronaca, parleremo fra pochi minuti anche del Redentore, perché è iniziato il conto alla rovescia per questa festività importante non solo per i veneziani ma per tutti i veneti, però continuiamo a parlare di cronaca. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Cultura hanno ritrovato e restituito una preziosa statua ritrovata nel Vicentino e tracciano anche il bilancio di un anno di attività. Arzignano, anche questa preziosa statuetta lignea recuperata dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale è stata restituita alla Repubblica Francese insieme ad altre opere recuperate sul territorio nazionale dai carabinieri dell'arte della Regione Veneto. La statuetta, dell'altezza di 88 cm, era stata rubata nel dicembre del 2004 nella chiesa Saint-Pierre-de-Couan nel dipartimento di Pas-de-Calais. Grazie allo scambio telematico di informazioni con l'Interpol è scattata la ricerca con l'avvio dell'operazione San Leonardo, che ha permesso ai carabinieri specializzati il recupero della preziosa opera d'arte nel Vicentino. È solo una delle principali operazioni svolte nel territorio regionale nel corso dell'ultimo anno di attività. I furti di beni di interesse artistico e culturale sono diminuiti complessivamente del 27%, passando dai 33 del 2020 ai 24 del 2021. L'attività repressiva del nucleo nel frattempo è più che raddoppiata, si è passati dalle 19 persone denunciate nel 2020 alle 45 denunciate nel 2021. In aumento dell'80% i controlli effettuati, che nell'ultimo anno sono stati 454. Ed ora nel Padovano la foto di una coppia nuda addormentata sotto i portici in pieno centro storico sta facendo discutere in città. Nudi avvinghiati sotto il portico di via Roma a Padova davanti all'entrata di un negozio e proprio di fronte alla chiesa dei Servi. Lo scatto, che sta circolando sulle chat di WhatsApp e pubblicato dal quotidiano locale Il Mattino di Padova, sta creando non poche polemiche in città. La foto ritrae una coppia svestita e addormentata dopo una notte bollente avvenuta in un luogo pubblico. La donna, senza pantaloni e con gli slip calati, abbracciata ad un uomo di cui si intravede la gamba nuda, vicino a loro un paio di ciabatte e uno scatolone di cartone.
L'immagine è stata scattata da un negoziante che all'alba stava aprendo la sua attività lungo la centralissima via Roma in pieno centro storico e incredulo si è trovato davanti la scena. Non è chiaro se la coppia si sia addormentata sotto il portico dopo una notte di bagordi o se si tratta di due senza tetto che hanno cercato un luogo per consumare un rapporto. Residenti e negozianti dicono di non averli mai visti prima dello scatto. La foto della scena, che ha lasciato a dir poco allibiti i cittadini, è già nelle mani della polizia locale di Padova, che ora sta cercando di identificare i due per cercare di far seguire la loro situazione dai servizi sociali. Rimaniamo nel Padovano, ne abbiamo parlato nel corso anche dei nostri telegiornali, diverse risse dove coinvolti sono anche giovanissimi, ma non solo, risse e aggressioni nei confronti dei baristi e l'esasperazione dei commercianti e dei titolari dei ristoratori, titolari di bar e ristoranti che si trovano alle prese con queste persone. E c'è stata ancora una rissa a Noventa Padovana in mezzo alla strada nella frazione di Oltrebrenta, identificati i protagonisti per i quali il sindaco chiederà il daspo urbano. Un tranquillo weekend di paura a Oltrebrenta, frazione di Noventa Padovana ai confini con Stra. Sabato sera una decina di nigeriani si sono sonoramente picchiati usando bottiglie, ma anche sedie e tavolini di un incolpevole bar. Alcuni di loro sono caduti sulla sede stradale, un miracolo che non siano stati investiti. Una rissa che era incominciata, così mi dicono, da Stra il giorno prima, tra l'altro con tanto di video filmato anche là, in pieno centro di Stra, e il giorno dopo si è ripetuta una scena che era ancora più incredibile perché hanno bloccato di fatto il traffico in centro strada, quindi ci sarebbe anche il reato di interruzione del pubblico servizio. E quindi è un fatto gravissimo, molto grave, e non è l'unico fatto perché era già successo in passato. Oltrebrenta, spiega Bano, per questo fatto non si può definire una terra di nessuno. Ci sono zone residenziali e stranieri educati che chiedono di vivere in sicurezza. In passato i controlli sono stati carenti. Noi abbiamo scoperto decine e decine di finte residenze, è la punta dell'iceberg. Adesso provvederemo appena diventerà operativa la centrale operativa di polizia locale e sistemeremo una convenzione con altri 3 comuni. Incominceremo a fare dei controlli in maniera molto puntuale, soprattutto sui primi palazzi qua, dove ci sono una presenza molto forte di immigrati di cui non sappiamo le generalità. I protagonisti della rissa di sabato sera sono stati tutti identificati. Quello che chiederò immediatamente, ho già mandato la lettera al prefetto, la richiesta del prefetto perché venga comitato il comitato di sicurezza, e sarà il daspo urbano, cioè io queste persone non le voglio sul territorio, assolutamente su questo punto qua proprio tolleranza zero. Noi siamo molto accoglienti per le persone che vengono qua e si comportano bene, che hanno delle famiglie e che lavorano. Tutto il resto qua spazio non ce n'è, questo era un film precedente, adesso basta. Avete sentito dunque le parole, l'esasperazione dei primi cittadini, l'abbiamo sentito anche nella provincia di Treviso, e l'attuazione del daspo urbano proprio per evitare che queste persone continuino a rimanere in certi posti e diano davvero fastidio, se non aggressioni vere e proprie, ai danni di chi lavora. Adesso ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Siamo tornati nuovamente in diretta, siamo in studio e vedo già dallo schermo la nostra Ilaria Marchiori perché è iniziato il conto alla rovescia per una delle grandi festività che coinvolgono i veneziani, ma non solo tutti i veneti, che è il Redentore. Ilaria, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in compagnia di Giovanni Giusto, delegato alle tradizioni del Comune di Venezia, proprio per parlare diffusamente del Redentore. Siamo qui infatti che facciamo il conto alla rovescia per questi festeggiamenti che ci saranno sabato 16. Ovviamente sarà una giornata di festa, ovviamente la sera ci si aspettano i fuochi d'artificio, ma si partirà con l'apertura del ponte votivo a partire da venerdì. Innanzitutto benvenuto Giusto, so che lei è arrivato qui di corsissima per essere con noi in diretta. Sì, buonasera, buongiorno a tutti. Sì, ormai ci siamo, insomma, la notte famosissima
sta per arrivare. E come diceva Ilaria, si parte in realtà già dal venerdì sera, dove alle 20 ci sarà l'apertura del famosissimo ponte, che non è un qualcosa così, diciamo, da prendere alla leggera, ma pensate che il primo ponte fu costruito proprio nel 1576, addirittura nel 1577 prende come inizia praticamente il pellegrinaggio a quella che era ancora in costruzione, o meglio la basilica dedicata a Cristo, proprio come ex voto da parte del Senato fatto nel 1576, proprio perché venisse fermata la peste, e così avvenne. Quindi quel ponte ogni anno è stato ripetutamente ricostruito, confermando quella che è la continuità di un qualcosa di straordinario importante che accade ben 500 anni fa. E noi oggi possiamo ripercorrere esattamente la stessa cosa, quindi è una sorta di salto nel tempo, è un qualcosa anche di molto esclusivo, perché è come attraversare le acque del canale della Giudecca, che non accade tutto l'anno, se non una volta soltanto, dove ci possono essere sicuramente dei panorami alternativi ma decisamente straordinari e suggestivi. Giusto, che cosa rappresenta il Redentore per i veneziani? Ma il Redentore per i veneziani è sicuramente la festa della notte, cioè diciamo praticamente quella esclusività che soltanto una città come Venezia, le acque di una città come Venezia possono offrire. È una grandissima aggregazione sull'acqua, dove ogni veneziano, chi logicamente può, ma ogni veneziano, ma non solo oggi, perché comunque abbiamo contagiato praticamente il mondo intero, arriva e desidera di farlo in acqua e non a terra, dove si riesce ad apprendere sicuramente quella che è la straordinarietà di chi vive da 1601 anni sull'acqua, dove a bordo accadono quelle cose che non hanno il tempo, no? O meglio che sono ferme nel tempo. È bellissimo, pensate che le barche praticamente si uniscono l'un l'altra creando proprio delle vere e proprie isole, va bene, galleggianti, e dove tu porti da mangiare per la tua barca, ma in realtà poi alla fine ti arrivano piatti da altre parti che non sai chi li ha fatti o come ti arrivano, ma c'è una condivisione e una trasversalità che fanno capire quanto bello è vivere e condividere assieme attraverso quello che è un grande festeggiamento, ma che ha una importanza sicuramente molto storica, perché ricordiamo che quando noi festeggiamo, sicuramente nell'attesa dei fuochi eccetera, che anche quest'anno inizieranno alle 23:30 e termineranno circa a mezzanotte e 10, quindi dopo il suono della marangona, uno spettacolo straordinariamente unico ed esaltante anche, no? Con la chiusura colossale dove si spara tutto e di più, va bene? Ma ricorda anche quello che è stato purtroppo un accadimento molto funesto. È una delle peggiori pestilenze che ha avuto Venezia, dove la popolazione dell'epoca è stata addirittura decimata del 30%, quindi un terzo della popolazione purtroppo se n'è andata in quell'occasione là, ed è dove poi anche la storia ricorda alcune cose, come la parola del Lazzaretto. Il Lazzaretto praticamente erano quelle due isole, Lazzaretto Nuovo e Vecchio, dove il Senato, quando si è accorto che l'epidemia stava veramente dilagando, ha provveduto nell'isolare i contagiati, li metteva al Lazzaretto Nuovo quelli che erano sospetti, e quando veniva conclamato venivano spostati al Lazzaretto Vecchio, che non bastavano, tanto che hanno concesso l'attracco di barche e anche di navi attorno a queste due isole per ospitare l'esagerazione dei contagiati che c'erano all'epoca. Quindi la peste se n'è andata grazie all'ex voto dedicata al Redentore. C'era questo impegno di costruire una grande basilica che ricordasse appunto l'avvenimento, così è stato fatto, e da quel giorno non abbiamo mai smesso, ogni anno lo ricordiamo, però lo ricordiamo in modo molto diverso, tra virgolette, della tragedia, cercando di ovviare quello che è stato un momento decisamente critico della Serenissima, va bene, festeggiando.
Ecco, ricordiamo che anche quest'anno, come l'anno scorso, in cui sono potuti ripartire i festeggiamenti dopo lo stop dell'anno precedente, ci sono state le prenotazioni, quindi ingressi contingentati in città proprio a causa di un'altra epidemia che è quella del Covid, che tra l'altro in questo periodo i contagi stiamo vedendo risalire. Però insomma abbiamo visto l'anno scorso dei fuochi d'artificio davvero spettacolari, addirittura che ricordavano i 1600 anni di Venezia. Quest'anno cosa dobbiamo aspettarci? So che non si può svelare tutto, ma qualcosina ai nostri telespettatori lo potremo svelare. Ma sicuramente guardate attentamente con l'occhio anche critico i fuochi, soprattutto nella parte iniziale, perché scegliamo ogni anno un qualcosa di straordinario, no? Che oggi grazie anche alle tecnologie si riesce a fare. L'altro anno è comparso il nome di Venezia a caratteri cubitali per pochi istanti, ma gli osservatori l'hanno notato e hanno esaltato anche quel momento riportandolo sui social eccetera, perché è immortalato. Invece chi non l'ha ancora fatto, il fatto della prenotazione per assicurarsi i posti, attenzione, sia a terra quanto in acqua, mentre a terra abbiamo un limite che sono circa 42.000 posti, va bene, prenotabili, attenzione bene, a terra invece il numero in realtà limite non c'è, perché abbiamo una capienza decisamente alta e elevata, però prenotatevi, non è tanto per evitare l'epidemia, anche se in realtà funziona anche in questo senso, ma più che altro per quello di controllare quello che è il flusso, o meglio avere l'idea di quante persone realmente sono, dove sono, va bene, e come organizzarle. In effetti la prenotazione ti stabilisce un posto ben preciso dove tu devi accedere e non andare da altre parti, e così anche in barca. C'è stata la precedenza logicamente ai veneziani, che continuano comunque ad averla rispetto agli altri, ma è aperto a tutto, ci sono ancora posti, quindi se non aspettate l'ultimo momento cercate di prenotarvi e così individuerete dove passerete la notte famosissima qua a Venezia, la notte del Redentore, la notte dei fuochi. Allora, avete sentito, i tempi stringono per le prenotazioni e poi attenzione soprattutto all'inizio dei fuochi d'artificio, perché è prevista una sorpresa. So che i tempi stringono anche per noi, ringrazio Giovanni Giusto, consigliere delegato alle tradizioni del Comune di Venezia. Se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, grazie. Ovviamente come avete sentito, insomma, prenotazioni ancora aperte per questa importante giornata di festa. L'abbiamo sentito dalla nostra Ilaria Marchiori, pandemia, contagi che continuano a salire, abbiamo visto, anzi vi do lettura del bollettino regionale perché come sapete torna a salire il numero di casi di Covid-19 in Veneto con 13.975 nuovi infetti nelle ultime 24 ore che portano il totale dei contagiati a 1.958.737. Il bollettino regionale segnala 14 vittime con il totale che arriva a 14.885, impenata anche degli attuali positivi che sono 101.060 con un più 2.870. Salgono infine i dati ospedalieri con 905 ricoveri in area non critica più 53 e 46 più 7 in terapia intensiva. E ne parliamo insieme, la vedo già sul nostro schermo, Maria Vittoria Nesotti della direzione medica ospedaliera dell'Università di Padova. Buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo visto insomma un'ondata in attesa che è arrivata, abbiamo visto insomma nelle ultime 24 ore 13.975 in Veneto nuovi contagi. Sì, sicuramente l'ondata, come giustamente ha appena detto lei, è stata un po' in attesa, ci si aspettava un picco verso i mesi autunnali, ma così non è stato. In ogni caso diciamo, l'aumento è dovuto in particolare a soggetti prevalentemente asintomatici o comunque soggetti che per qualsivoglia motivo si sottopongono naturalmente al tampone. Ecco, fra l'altro è arrivata la notizia adesso della quarta dose con il via libera per gli over 60. Sì. Il Ministero ieri appunto ha comunicato che la vaccinazione data da oggi è aperta a tutti gli over 60, mentre prima era riservata e ovviamente tuttora lo è sempre stata valida questa indicazione
ai pazienti che avessero o i soggetti che avessero patologie o particolari situazioni di fragilità. Da oggi appunto è offerta a tutta la popolazione over 60 e chiaramente questa è decisamente una indicazione importante. Il Ministero ha voluto prendere questo provvedimento proprio per l'aumento di quelli che sono i numeri della pandemia e con il principio di massima precauzione, considerando le varianti circolanti, ha indicato l'opportunità di offrire il vaccino a tutti gli over 60. Ecco dottoressa, c'era stato un po' uno stop della campagna vaccinale, molti insomma, soprattutto gli anziani, avevano deciso di attendere perché si diceva sta arrivando il nuovo vaccino che copre le varianti, quelle insomma che in questo momento circolano per la maggiore, e qualcuno insomma voleva attendere. Il consiglio è invece vostro, insomma. Il nostro consiglio è di procedere comunque alla seconda dose booster, perché comunque l'attivazione immunitaria che è data dal secondo richiamo è quantomeno protettivo, soprattutto nei confronti delle persone che un po' per le loro patologie di base, un po' per l'età, sono ovviamente considerate più fragili e quindi più cagionevoli. Ricordo anche noi ricoveriamo, attualmente siamo intorno ai 110 ricoverati in data odierna in azienda. Una gran parte di queste persone sono appunto persone anziane, persone con comorbidità. Il ricovero non è fondamentalmente dovuto a patologia collegata al Covid, ma si ritrovano a essere positivi per il virus e ricoverati per altre patologie. Ma certo il fatto di essere Covid positivi in qualche modo sicuramente bene non fa in una situazione di patologia di base, oltre al fatto che l'isolamento a cui queste persone sono sottoposte, nonostante noi ovviamente offriamo tutte quelle che possono essere i vari contatti con la tecnologia, con i familiari, soprattutto per soggetti anziani è come sempre insomma una situazione da evitare perché compromette ulteriormente quello che è il loro stato d'animo e quindi anche la loro salute. Ecco dottoressa, per gli over 60 è scattato la vaccinazione, la possibilità di vaccinarsi, e qualcuno dice insomma è là il resto della popolazione, quando potrà iniziare la quarta dose? Beh, ricordo comunque che vi è una parte di popolazione che deve ancora iniziare il ciclo primario, quindi noi invitiamo costantemente chi ancora non si fosse mai sottoposto alla vaccinazione di pensarci e di accedere. C'è ovviamente anche l'opportunità della prima dose booster, dopo aver fatto le 2 dosi che completano il ciclo primario, e probabilmente attendiamo anche appunto le indicazioni in merito a quella che sarà poi una successiva apertura anche per la quarta dose, quindi la seconda dose booster al di sotto dei 60 anni. Si sa nulla invece del tanto... Comunque scusi, ci tengo a specificare che comunque ricordo che è sempre ovviamente opportuna per i soggetti fragili, a prescindere dalle fasce d'età naturalmente. Ecco, si sa nulla invece della tanto attesa nuovo vaccino, quello che dovrebbe coprire le varianti, quelle che circolano maggiormente ora come l'Omicron 5? Diciamo che al momento attuale ovviamente la ricerca prosegue e valutiamo quello che può essere la possibilità dell'introduzione di nuovi vaccini, però ribadisco, cerchiamo di utilizzare quelli che già ci sono. Situazione comunque difficile perché la curva cresce e stanno crescendo non di molto, ma stanno crescendo anche i ricoveri ospedalieri, quindi insomma non parliamo di pressione ospedaliera, però insomma sono numeri che cominciano a destare qualche preoccupazione oppure no? Allora dobbiamo considerare che mano a mano che appunto i numeri nella popolazione generale dei soggetti positivi al Covid aumentano, viene da sé che anche, come ho detto prima, molte persone che normalmente accederebbero al pronto soccorso comunque per altro tipo di patologie di base, piuttosto che aggravamenti, piuttosto che eventi traumatici, si ritrovano ad essere positivi proprio con gli accertamenti che vengono fatti in pronto soccorso, quindi chiaramente più la popolazione generale risulta positiva al Covid,
più questo fenomeno si riflette poi in quelli che sono i servizi e gli accessi ospedalieri. Quello che diciamo impatta sicuramente sull'ospedale non è appunto il quadro Covid in sé per sé, che fortunatamente non è quello che ci ricordiamo delle ondate scorse, ma è la necessità comunque di procedere all'isolamento di queste persone, e quindi dal punto di vista logistico l'ospedale deve continuare, come abbiamo imparato dall'esperienza, a trasformarsi giorno dopo giorno in maniera tale da poter essere resiliente a questo tipo di situazioni. Di conseguenza c'è la necessità di riservare alcuni spazi per i pazienti che sono positivi al Covid e dell'isolamento, come ho detto prima, anche di utilizzare tecnologie che permettano a questi pazienti comunque di potersi mettere in contatto con i familiari, di procedere anche a fare in modo che i familiari possano accedere all'ospedale in tutta sicurezza, anche a trovare in alcune situazioni pazienti affetti dal Covid, e diciamo che dal punto di vista logistico quindi l'ospedale è in continuo movimento, ovviamente per questo motivo. Ecco, dottoressa, noi l'abbiamo detto più volte nel corso delle nostre dirette, soprattutto per le persone anziane, quelle fragili, insomma l'opportunità di mettere la mascherina, anche se non è obbligatoria, soprattutto nei luoghi dove c'è più gente, come nei supermercati o comunque magari anche in città, quando ci si trova con tante persone. Questo sicuramente, anche se invito anche le persone più giovani ad avere queste precauzioni, proprio perché poi sono vettori di malattia verso chi poi ne può risentire maggiormente. Quando torniamo a casa incontriamo i nostri genitori, incontriamo i nonni, nei pranzi di famiglia che ci sono, poi d'estate, insomma l'estate invita a queste situazioni sociali, sicuramente più della stagione invernale, entriamo in contatto con persone che possono risentire maggiormente. Ricordo anche l'attenzione nei confronti dei più piccoli, chiaramente. Cosa ci si aspetta per l'autunno? Insomma, una parte di popolazione potrebbe essere immunizzata dopo questa ondata dell'estate, quindi forse potrebbe essere meno importante di quello che ci si aspettava, oppure no? Guardi, l'esperienza degli ultimi 2 anni, non ultima l'ultima ondata che stiamo vedendo in questi giorni, ci ha insegnato che più che aspettarci qualcosa dobbiamo essere pronti a reagire, perché quello che succederà più avanti difficilmente al momento attuale è prevedibile. Si presuppone un picco verso la fine di luglio di questo mese, anche dai dati regionali di previsione, e poi vediamo quello che capita. L'importante è assolutamente considerare che ciascuno di noi deve essere protetto tramite vaccino, tramite, come giustamente ha detto lei prima, le precauzioni da prendere, e che noi come ospedali, come servizi sanitari dobbiamo imparare dall'esperienza, come stiamo facendo, come abbiamo fatto, a essere reattivi a qualsivoglia panorama ci si pari davanti. Sicuramente su questo, insomma, è importante rassicurare che appunto questa ondata, seppur nei numeri importante dal punto di vista del carico di malattia, sicuramente lo è molto meno rispetto alle precedenti esperienze che abbiamo avuto. La ringrazio davvero, la ringrazio dottoressa, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Vi presento subito la persona che invece mi ha raggiunto ora in studio, Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'US2. Buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Stiamo parlando di Covid, di questa curva. Fortunatamente abbiamo visto, insomma, i ricoveri pur aumentati sono soprattutto, lo diceva anche il presidente Zaia, sono quelli che loro chiamano Covid per caso, cioè persone che sono entrate in ospedale con altre patologie e poi si sono trovate ad essere positive. Quindi diciamo che, come diceva anche la dottoressa Paola, i sintomi sono sintomi di... Non parliamo di un'influenza perché poi ci dicono no, non è un'influenza, è di più di un'influenza, però insomma sintomi che non portano, come abbiamo visto nelle prime ondate, a dover ricorrere alle cure poi dei sanitari in ospedale, quindi una situazione tutto sommato sotto controllo, anche se, come abbiamo sentito la dottoressa, i numeri cominciano ad essere numeri importanti. Abbiamo visto oltre 13.000 nelle ultime 24 ore nel Veneto, e fra l'altro ricominciano un po' i Covid point, ricominciano ad essere presi d'assalto,
esagerato, prenotazioni su prenotazioni, insomma un po' questo si sente adesso. Sì, sicuramente, come dicevi appunto tu prima, la situazione non è di quel tipo di cui abbiamo vissuto, e sicuramente magari anche adesso la popolazione la prende un po' più in tranquillità, nel senso non chiama immediatamente l'ambulanza, quindi ci troviamo in situazioni che ormai si sta conoscendo la situazione, però sicuramente diventa importante anche la parte delle precauzioni. Allora, nel momento in cui ci troviamo con la situazione di assembramento non è necessario che ci sia una normativa che ti dica assumi la mascherina, e anche nel rispetto ovviamente degli altri. Sicuramente, come appunto ci diceva anche il direttore, il dottor Venazzi, perché comunque le conferenze dei sindaci le stiamo continuando a fare settimanalmente anche rispetto a questa situazione, anche la situazione ovviamente nel caso del nostro territorio rispetto anche alle pressioni ospedaliere, quindi agli ulteriori posti e alle disponibilità date, anche la parte relativa all'ospedale di comunità, perché poi diventa anche quella situazione di persone da dimettere, della necessità di trovare delle altre risposte proprio per non aumentare il carico a livello ospedaliero. Sicuramente, e qui la parte dei Covid point diventa importante, sono stati proprio rimodulati anche gli orari rispetto a questo. Ricordiamo oltretutto che ci sono anche la disponibilità delle farmacie, ma anche tutta quella che ovviamente nel caso delle farmacie è a pagamento, ma chiaramente potrebbero essere disponibili anche loro nel caso in cui non ci fosse una disponibilità, perché dobbiamo anche capire che con l'aumento dei contagi sicuramente i punti che sono stati dati a disposizione, quindi sia dal Tivole sia la parte... Ecco, quindi sono aumentati, Paola, gli orari? Esattamente, proprio per far fronte a questo. In questo caso sia a Treviso per la parte dell'ex dogana, e è stato aperto appunto anche dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17, la domenica dalle 8 alle 13, ad Altivole, all'ex Velo, anche in questo caso con un'apertura che c'è stata appunto per la domenica 10 dalle 8 alle 12, e a San Vendemiano ovviamente anche rispetto a questo sempre dalle 8 alle 13 e poi dalle 8 alle 12 per la domenica il 17 luglio. Sicuramente una disponibilità importante, perché dobbiamo considerare anche il personale che viene anche utilizzato poi per la parte vaccinale. Tra l'altro ricordiamo anche che questo è anche un po' un aggravio della situazione del personale, perché ovviamente allargando poi l'orario nel Covid, poi quindi con più personale in una situazione già difficile. Esattamente, va a complicarsi proprio perché c'è anche la necessità di predisporre la parte vaccinale, quindi dare anche quelle risposte, oltre che diciamo per la fascia relativa al Covid, ma anche per tutte quelle vaccinazioni per la fascia dei minori, e quindi poi anche per quelle programmate, e per chi chiaramente magari con le programmazioni dei viaggi, ma lo abbiamo visto anche con i ragazzi che dovevano andare a fare i centri estivi magari da altre parti, che hanno avuto la necessità di dover fare ovviamente dei campi scuola, delle vaccinazioni programmate anche rispetto a questo, per esempio quella per le zecche per esempio. Quindi in questo caso devo dire è veramente una situazione del personale che ringrazio, perché chiaramente quando il direttore fa la spiegazione in conferenza dei sindaci si va anche a valutare tutto quello stress anche di spostamento sia dei tecnici sia delle assistenti sanitarie sia di tutto il personale anche amministrativo collegato a questo, e quindi veramente un grandissimo lavoro del Dipartimento di Prevenzione, in particolare del SISP, che ovviamente viene ad aggravarsi ovviamente in una situazione in cui non c'è solo questo, perché l'attività è anche con la parte dello sportello relativo alle imprese, quindi tutta quell'attività che dà di consulenza all'azienda sanitaria, ma anche, come per esempio parlavamo prima della situazione anche delle zecche, ha ulteriori attività che va ovviamente ad incidere anche rispetto alle campagne che poi vengono fatte ulteriormente alla parte della campagna vaccinale. Ecco, io prima di parlare della quarta dose che c'è il via adesso per gli over 60, non so se la regia riesce a mandarci in onda subito il servizio proprio di quello che parlavamo prima, insomma code a Padova nella zona fiera per la quarta dose, perché ovviamente i cittadini si sono resi conto che i contagi sono aumentati, e quindi le persone soprattutto anziane, i fragili che prima non avevano deciso di attendere magari il nuovo vaccino per settembre, invece adesso hanno deciso di andare a fare la quarta dose, quindi stanno anche aumentando. Poi sentiremo magari se abbiamo qualche dato proprio anche i fragili e gli anziani, insomma com'è la situazione ora della quarta dose. Vediamo intanto il servizio. Per vaccinarsi gli anziani arrivano in fiera in vari modi: a braccetto di un figlio, con il deambulatore, sulla sedia a rotelle, con il bastone. Aspettano poco rispetto all'estate scorsa, ma si trovano sotto il sole. Forse non sarebbe stato male ripristinare un percorso al coperto dei raggi solari, vista l'età dei convocati al vaccino. Questa signora aspetta paziente con il suo cane. Gli addetti all'ingresso spiegano che per accedere alla vaccinazione ci vuole la prenotazione. E qui cominciano i guai, cioè le differenze tra quanto gli viene detto qui in fiera e quanto spiegato, per esempio, al telefono dalla ULSS.
Dopodiché mi ha detto: se lei vuole andare in fiera devo prenotare. No, lei vada tranquilla, in qualsiasi momento le fanno il vaccino. Arrivo stamattina dopo 15 chilometri, mi dice che devo andare sul sito per prenotare. Però dicono qua che se non si ha la prenotazione dell'ULSS non fanno entrare. Adesso deve tornare a casa a prenotarsi. Ma io ho provato a prenotare e non prende la prenotazione perché ho già la terza dose e dice che io sono a posto. Io sono venuta per farmi la quarta dose e niente, non fanno entrare per chi non ha la prenotazione o non ha ricevuto la lettera d'invito. Io ho cercato di prenotarmi ieri e mi diceva che il mio ciclo vaccinale era completo perché avevo fatto la terza dose. Allora non lamentiamoci se la gente non viene a vaccinarsi, perché non credo neanche ci sia questa grossa affluenza. Sono venuta fin qua e tutto. Mi sembra una cosa assurda perché fino a ieri gente è venuta a farsi senza prenotazione e l'ha fatta nel giro di mezz'ora. Dunque avete sentito insomma la situazione, ne parlavamo prima della quarta dose, anziani, qualcuno dice attendo questo nuovo vaccino perché da quando è circolata questa voce del nuovo vaccino che dovrebbe coprire in teoria le varianti, quelle che stanno circolando maggiormente come l'Omicron 5 di cui purtroppo sono stati colpiti moltissimi cittadini nelle ultime settimane, molti dicono attendiamo. Paola Roma, com'è la situazione qui a Treviso? Beh, come appunto il direttore ci annunciava nella conferenza dei sindaci, buona è stata l'adesione da parte degli anziani e ulteriormente adesso si sta intervenendo con le lettere che sono arrivate anche a casa agli anziani appunto per poter poi procedere a questo. Sicuramente c'è quella buona fetta dei centri servizi che insomma è già stata seguita, è già stata fatta e naturalmente questa nuova circolare appunto arrivata ieri chiaramente apre a un'ulteriore fetta di popolazione sulla quale appunto le risorse che dovranno essere messe in campo qualora appunto si trovino delle situazioni di persone che vogliono anche farlo soprattutto per i fragili, perché a questo punto apre anche a quel tipo di situazioni, naturalmente si dovrà guardare mano a mano e quindi modificare poi anche gli orari, gli accessi sulla base di quella che sarà l'adesione. Sicuramente le persone convinte, come appunto abbiamo avuto modo di vedere anche nei nostri territori, lo hanno immediatamente fatto e sono andate immediatamente comunque a procedere rispetto a questo. Sicuramente sono anche la fascia su cui abbiamo più preoccupazioni, anche perché dovesse succedere magari una complicanza rispetto all'anziano, poi dobbiamo vedere la presa in carico dei servizi sociali per la parte qualora non ci sia una rete familiare anche della situazione, perché qualora potesse essere anche messo in dimissione c'è tutta una procedura poi da seguire, se da una parte con l'ospedale di comunità nei casi in cui ovviamente non ci siano gli estremi per dimetterlo immediatamente a domicilio, e parlo dei casi un po' più gravi in cui ci sia bisogno magari dell'ossigeno e di qualche altro tipo di intervento di cura, ma chiaramente per la parte invece domiciliare va verificato anche la situazione familiare dell'anziano, quindi capire la presenza o meno della rete familiare ed eventualmente intervenire con un'assistenza attraverso i nostri servizi sociali. Ecco, com'è la situazione ora quella delle case di comunità e degli infermieri di famiglia? Sì, allora anche ieri con l'assessore Lanzarin che appunto ci ha convocato rispetto a questo è uscito un decreto ministeriale rispetto a questo e nel nostro caso chiaramente queste case della comunità che si verranno ovviamente ad attivare grazie alla missione 6 del PNRR prevede appunto un punto unico dove il cittadino possa trovare poi il medico di medicina generale, l'infermiere di famiglia e stabilisce anche entro i numeri di abitanti in cui questo vada a classificarsi. Ecco Paola, per far capire alle persone che cosa cambia per i cittadini? Cambierà sicuramente il livello di approccio perché queste case di comunità avranno un involucro dove troveremo insieme diversi soggetti, le assistenti sociali, i medici di medicina generale, l'infermiere di famiglia, quindi delle equip strutturate con dei luoghi anche suddivisi nella nostra provincia nei 3 distretti di cui è composta. Sicuramente un'attivazione di equip anche multidimensionali, quindi che guardano il caso del cittadino da diverse angolature, dai servizi sociali, più da tutti gli specialisti, dal medico di medicina generale, sicuramente diventa una opportunità che chiaramente va a confrontarsi poi con una necessità territoriale che abbiamo, che è quella di avere ovviamente una presenza più capillare sul territorio, vista la situazione della mancanza dei medici dovuta a una mancata programmazione a livello nazionale e che attualmente ovviamente crea dei disagi ai nostri cittadini, come stiamo percependo e stiamo
cercando di lavorare con l'azienda sanitaria per creare meno disagi possibili, però rispetto a questo dobbiamo anche ricordare che sicuramente le persone, come il direttore generale dottor Benazzi spiegava perfettamente ad ogni conferenza dei sindaci, quando avremo i nuovi ragazzi che usciranno dalle facoltà sicuramente ne avremo in un buonissimo numero poi per ricoprire le necessità del territorio. Ecco che allora queste professionalità che si verrebbero a creare all'interno di queste case di comunità sarebbero fondamentali per andare a avere delle peculiarità rispetto alla materia. Sicuramente sarà una nuova ottica in cui il cittadino si dovrà confrontare rispetto a una modalità che andrà in continua evoluzione. Paola, parlando invece, continuando a parlare di vaccini, qualcuno si domanda, insomma, adesso gli over 60 e da settembre dovrebbe riaprire la vaccinazione un po' a tutta la popolazione, poi insomma siamo abituati ormai a fare over 50, over 40, insomma fino ad arrivare ai più piccoli. Sì, sicuramente si è pronti a questo scenario che potrebbe sicuramente venire in evidenza, ma credo che fondamentalmente anche rispetto a quelle misure che si andranno, un po' si discuteva anche nella conferenza dei sindaci, cosa accadrà adesso con l'aumento dei contagi, le restrizioni, non restrizioni, sembrerebbe appunto invece la necessità di utilizzo appunto della mascherina, che ci dovrebbe essere un provvedimento anche rispetto a questo, ma dall'altra parte... Quindi ci si può aspettare un provvedimento della mascherina, un ritorno della mascherina? Ma si pensa per buona parte che potrebbe esserci una richiesta di questo tipo, perlomeno in alcuni luoghi, ma chiaramente questo sta anche già nel buon senso, ma vediamo che lo fanno anche diversi cittadini. Credo che il buon senso di quelle regole che avevamo già prima, credo che sia il buon senso normale che ogni cittadino può portare al di là dell'utilizzo o meno. Lo vediamo anche insomma nella sensibilità anche delle persone che si avvicinano anche agli anziani cercando di avere quel tipo di, diciamo, precauzione, proprio perché stiamo parlando delle persone più fragili che abbiamo. Sicuramente dall'altra parte ci aspettiamo che magari con l'arrivo appunto della nuova versione che possa portare ovviamente delle risposte anche più calmierate rispetto alle varianti che sono quelle che preoccupano. Paola, una delle domande che si fanno gli anziani è un anziano ci ha fatto la terza dose e adesso uno ha fatto la quarta dose, può fare quindi il nuovo vaccino dopo a settembre? Ma rispetto a questo non ci sono ancora delle indicazioni per iscritto rispetto a questo, quindi al momento si sta rispetto alle indicazioni che le circolari hanno dato e quindi della disponibilità di questo. Poi chiaramente quando andremo verso l'autunno avremo anche la vaccinazione, quella relativa all'influenza, e poi lì si vedranno sicuramente, come abbiamo visto anche per quest'anno trascorso, le modalità di utilizzo anche rispetto a questo, quindi sicuramente ci sarà un'evoluzione. Credo che sicuramente in questo momento l'appello più importante sia quello alle precauzioni e soprattutto al di là della norma non scritta o dei provvedimenti che dovranno uscire, il rispetto ovviamente nella situazione di assembramento e soprattutto dei più fragili di utilizzo dei dispositivi, ma questo credo che sia anche nel rispetto, diciamo, anche di quello che si sta evidenziando dell'apertura alla socialità. Lo vediamo anche attraverso i centri estivi. Ovviamente l'azienda sanitaria, che ringrazio il direttore, il dottor Benazzi, ma anche con il dottor De Rui e la dottoressa Cibin che poi stanno seguendo anche questo tipo di tracciamento, è stato dato il consiglio appunto a tutte le amministrazioni di, per chi gestiva i centri estivi, di dare comunicazione, ma questo per avere anche un'idea di come si sta sviscerando la situazione anche sotto quell'aspetto. Questo ci aiuta ovviamente a tenere monitorata anche queste attività che comunque sono state aperte alle socialità e che chiaramente ovviamente non hanno più le limitazioni. Ricordiamo che non ci sono le linee guida, non ci sono più quelle diciamo quei limiti anche rispetto ai trasporti. Sicuramente insomma una valutazione la farei capendo quello che sarà lo scenario proprio anche per l'apertura delle scuole e quindi della disponibilità di utilizzare anche dei fondi Covid qualora ci siano ovviamente delle restrizioni anche a livello di trasporti più che di altri interventi. Quindi credo che questo sia fondamentale anche perché come amministrazioni li potremo utilizzare entro la fine dell'anno. Ecco Paola, prima di salutarci un'altra domanda, lo domandavo anche alla dottoressa prima, si diceva insomma tanti contagi, insomma una popolazione che si sta un po' immunizzando per buona parte perché lo vediamo, insomma i numeri sono importanti. Ci si può aspettare un'ondata meno importante, diciamo, ad autunno, oppure, come dice la dottoressa, il Covid ci prepara a tutto, quindi non possiamo saperlo? Sicuramente dovremmo essere pronti a tutto quanto e sicuramente le varianti ci mettono in grossa difficoltà anche rispetto all'avere una certezza in merito a tutto ciò.
Chiaro è che ovviamente l'immunizzazione adesso in questa situazione è chiaramente molto alta, avendo diverse situazioni di questo tipo, e aggiungo, vedremo quelli che saranno gli scenari, ma soprattutto con un minimo di tranquillità per quelli che sono le persone più fragili, e quindi i centri servizi, le strutture per i disabili, che credo che siano insomma una delle preoccupazioni più importanti che abbiamo. Sicuramente credo che, ripeto, l'appello all'utilizzo dei dispositivi nelle situazioni di assembramento e quant'altro mi sento di darlo caldamente, perché credo che sia questo il rispetto delle persone e soprattutto il rispetto dei più fragili. Paola, io ti ringrazio davvero, grazie davvero per essere stato con noi, anche perché facciamo sempre il punto un po' della situazione, tanti sarebbero gli argomenti da discutere, da sviscerare, ci sono anche tanti argomenti, perché abbiamo visto purtroppo la tragedia della Marmolada, torneremo a parlare fra poco proprio con un geologo sulla questione frane nelle montagne, ma adesso ci spostiamo a Brusegana, perché mi pareva di aver visto, eccola qua, la vedo già nello schermo, la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, siamo alle mie spalle, lo vedi, il cantiere del bacino di laminazione che metterà in salvo la parte ovest della città, attualmente la parte quella considerata più fragile, più esposta al rischio idrogeologico. Qui con me c'è il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, che ci ha spiegato adesso un po' come stanno andando i cantieri, un cantiere che insomma era già iniziato qualche mese fa, ma che ha subito un cambiamento in itinere perché è stato trovato dell'amianto. Ma come stanno procedendo i lavori? Sì, anzitutto buongiorno, questo è un cantiere per un intervento di sicurezza idraulica, un lavoro che serve a mettere in sicurezza la zona ovest tra Brusegana e Chiesanuova, e che fa parte di un protocollo, di una serie di interventi che stiamo studiando insieme al Consorzio di Bonifica e al Genio Civile. La cosa importante è che il Comune è già operativo, quindi mentre stiamo organizzando tutta una serie di interventi che ciascuno degli enti realizzerà, il Comune già si porta avanti. Abbiamo beneficiato di un finanziamento dello Stato, 600.000 euro per la sicurezza del territorio. Sono risorse con i quali appunto con le quali stiamo sistemando ponti e altre infrastrutture, e per la sicurezza del territorio realizziamo anche questo bacino di laminazione. Il cantiere ha subito una modifica, perché alcune settimane fa abbiamo trovato dell'amianto disseppellito in modo criminale. Purtroppo molto spesso capita anche questo tipo di disavventura. Abbiamo fatto una radiografia dell'area, e la strategia che abbiamo utilizzato è quella di mettere in sicurezza l'area dove stavamo lavorando, spostarci in questa parte qui e poter scavare in sicurezza. Quindi ecco, nonostante questo inconveniente, non cambiano gli obiettivi e soprattutto non cambiano le sorti del cantiere. Con la ditta insomma si prosegue, e verso settembre-ottobre insomma dovremmo terminare i lavori. Mesi in cui si attendono le piogge, insomma, quindi dovrebbe entrare in funzione proprio nei mesi principali. Questa è la parte ovest, ci sarà anche la parte est del bacino di laminazione. Ci troviamo proprio incastonati all'interno della tangenziale di Padova. Più o meno quanta acqua potrà raccogliere questo bacino? Sono poco meno di 7.000 metri cubi. Cosa serve un bacino di laminazione? È una buca assolutamente sostenibile anche dal punto di vista ambientale nella sua realizzazione, perché è uno scavo sostanzialmente, e in questa vasca, grazie ad apposite canalizzazioni che poi vengono realizzate, noi andiamo a convogliare le acque in eccesso. Un temporale, piove, c'è uno scroscio che alza i livelli in città, come ogni tanto ci capita. Il problema per noi è dove mettiamo quest'acqua in più, che altrimenti allagherebbe le case. Attraverso un sistema di canalizzazioni le convogliamo verso i bacini di laminazione, che diventano delle aree, delle zone in cui usare un po' come riparo, cioè mettiamo lì l'acqua che poi, finito il temporale, possiamo lentamente far defluire
e quindi, come dire, ci consegna un margine di sicurezza. Si mette in sicurezza anche la parte ovest della città. Il vice sindaco Michalizzi nel 2010, all'epoca dell'alluvione, era assessore ai lavori pubblici, ha vissuto in prima linea quello che era accaduto in un altro quartiere della città, nella Paltana, che è la zona più bassa. Lì servì il bacino di laminazione di Trissino poi per sistemare. Questo nel nostro piccolo è un lavoro cittadino che però salva una buona parte della città. Sì, questo fa un lavoro diverso. Mentre il bacino di Trissino lamina acque in eccesso dei fiumi che scendono dalla montagna a valle, questo invece lavora sulle acque piovane, quindi gli scrosci temporaleschi che provocano quegli innalzamenti che possono, nella zona ovest ancora abbiamo zone di questo tipo, insomma, mettere in difficoltà. È interessante ragionare in questi giorni, in queste settimane, come ormai il nostro territorio fa i conti con periodi di secca, quindi situazioni in cui l'acqua è poca e manca, e invece periodi in cui dobbiamo difenderci dall'eccesso di acqua. Quindi insomma l'intelligenza anche dell'amministrazione insieme agli altri enti è quella di saper leggere anche insomma un po' questa situazione e questi cambiamenti, e anche attraverso l'operatività di infrastrutture che stiamo realizzando insomma riuscire a dare risposte concrete. E allora da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin, grazie anche al suo ospite. Noi andiamo avanti, abbiamo detto prima, parliamo anche di montagna, parliamo delle ferite della montagna, delle frane che ci sono state in Marmolada, di quello che sta accadendo un po' nelle montagne bellunesi. Lo facciamo con Luca Salti, geologo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi. Un po' di smottamenti, un po' di frane, parliamo insomma frane sicuramente di dimensioni piccole, ma ci sono state un po' dappertutto. Io vedrei anche prima con lei il servizio a Marostica, una messa in sicurezza del territorio collinare. Vediamo un attimo il servizio, poi ne parliamo insieme, anche perché si sta verificando un po' dappertutto. A Marostica proseguono serrati i lavori di messa in sicurezza dopo le frane che si sono verificate negli ultimi tempi. Un territorio fragile, sempre più fragile, a rischio, per cui non si può abbassare la guardia. Attualmente tutti e 7 i cantieri sono in buono stato di avanzamento. Per 3 di questi di fatto siamo al completamento al 90%, manca soltanto l'asfaltatura per la sistemazione di quello che è il manto stradale, mentre per gli ulteriori 4 abbiamo già tutte quante le frane in sicurezza, perché sono stati inseriti i micropali con anche le gettate di questi. Si sta aspettando il tempo tecnico dei tiraggi e poi si provvederà alla cordonatura e l'asfaltatura. Ecco, questi sono lavori che diventano fondamentali, perché abbiamo visto in tempi anche recenti proprio le problematiche legate a questo rischio. Sì, tutto il territorio della Pedemontana è un territorio estremamente fragile, bellissimo ma estremamente fragile. Serve una continua manutenzione con costanza sia di quella che è la rete scolare secondaria, quindi tutti quanti i dossi, le caditoie delle aree collinari, ma soprattutto bisogna cercare di arginare i fenomeni franosi, e noi stiamo prendendo alcune situazioni pregresse di fatto a quello che era il nostro mandato, e altre invece, la maggior parte, sono del periodo del 2020. Dunque un territorio fragile questo. Sì, non posso che confermare quanto è stato detto appunto nell'ultimo collegamento, perché di fatto ci troviamo in ambienti montani altamente fragili in termini di quello che è il contesto appunto geologico. Basta ricordare che quelle che sono un po' le frane che vanno a interessare le vie di comunicazione, i centri abitati, quindi le frane che nell'ambito del rischio per la pubblica incolumità sono molto pesanti, nel territorio del Veneto sono quasi 10.000 censite. Però io sono quasi 25 anni che faccio difesa del suolo e frane appunto, e sono di Belluno, quindi una provincia sicuramente tra le più martoriate, perché di quei 10.000 quasi 6.000 sono appunto in provincia di Belluno. Però ogni anno con gli eventi che diventano sempre più importanti dal punto di vista meteorologico, più difficili da prevedere e gestire, ogni anno abbiamo dai 150 ai 200 fenomeni franosi nuovi che, ribadisco, vanno a interessare quelle che sono le zone più frequentate dall'uomo, le vie di comunicazione e i centri abitati. Quindi una frequenza assolutamente elevata.
Ecco, state monitorando ovviamente quelle che sono le frane in questo momento più preoccupanti, tra virgolette, quelle che insomma sono più a rischio. Sì, diciamo che nel contesto montano le frane, quelli che un po' danno più criticità, che sono tra virgolette le più pericolose perché sono assolutamente veloci e difficili da gestire, sono i crolli, quelli delle pareti rocciose che hanno velocità elevatissime e avvengono in qualsiasi momento della stagione, anche a prescindere dalle precipitazioni, da contesti di sisma o altri inneschi. E poi ci sono le colate di detrito che invece sono più legate a effetti meteorologici, e quindi negli ultimi anni, soprattutto nel territorio bellunese, tanto per avere un'idea, abbiamo avuto casi di colate di detrito con purtroppo anche delle vittime, soprattutto nella conca Gordena, conca di Cortina, dove abbiamo avuto nel 2009 la frana di Cancia di Borca, che aveva provocato 2 morti, e poi a San Vito di Cadore nel 2015 anche lì ahimè c'erano state 3 vittime. Senza togliere poi che indubbiamente le frane di crollo sono quelle che sono assolutamente più difficili da gestire. Ecco, in provincia di Belluno, quali sono le frane che più preoccupano voi esperti? Allora, intanto la provincia di Belluno, come dicevamo prima nel servizio, ultimamente è stata martoriata in modo pesantissimo in seguito alla tempesta Raya dell'ottobre 2018, in cui quel numero che dicevo prima di 150-200 frane in 2 giorni è diventato di 460 frane, più o meno censite sempre in ambito urbanizzato, quindi dove c'è l'uomo. E quindi senza contare quelle che sono venute magari in valle non note, che poi si sono scoperte dopo. E fisicamente in provincia ci sono state poi anche altri effetti di alluvioni, come nel dicembre 2020, il 5-6 dicembre, in cui anche lì con precipitazioni assolutamente importanti, quindi sempre sull'ordine di più di 100 mm al giorno, abbiamo avuto anche lì più di 150 frane, quindi contesti assolutamente in evoluzione e che vengono monitorati. Il vero e proprio monitoraggio va a interessare quelle frane chiaramente che insistono su centri abitati, su vie di comunicazione, che hanno un forte peso sulla vulnerabilità dell'uomo, come dicevo prima. Quindi frane come le colate di detrito, che spesso vengono proprio monitorate strumentalmente, e frane in cui ad esempio si costruiscono opere di difesa che vengono monitorate sempre strumentalmente. Ecco, abbiamo visto, insomma, lei diceva non sempre i cambiamenti climatici influiscono in questi fenomeni, però in alcuni casi purtroppo sì. Sì, sono d'accordo. Io da geologo un po' ho imparato, e forse ce l'ho anche nel gene, a guardare le cose con un'ottica in scala di tempi, in scala geografica diversa, nel senso che per me, per il geologo, è importante l'effetto scala. Quindi guardare l'uomo come chiaramente una parte del contesto terra, però di dimensioni assolutamente microscopiche rispetto a scenari dinamici, che possono essere i terremoti, possono essere le grandi frane, che invece hanno effetti scala proprio completamente diversa. Guardando con quest'ottica riusciamo a capire, si riesce ad accettare il fatto che siamo assolutamente infinitesimali, che siamo piccolissimi, e che se invece mettiamo un occhiale per leggere il territorio, assolutamente riusciamo a capire come il territorio, soprattutto quello di montagna, si sia formato in centinaia, migliaia, decine di migliaia di anni per effetti di frane, di dissesti importantissimi. Faccio solamente degli esempi semplicissimi. Le conoidi che si trovano all'uscita delle valli dove poi vengono costruiti i paesi, i villaggi, sono conoidi di detrito
dettate da cicli di vita in cui la valle si è riempita di materiale e poi per eventi importanti il materiale viene sputato proprio fuori dalla valle e va a formare queste conoidi. Sono eventi catastrofici che l'hanno generata, che ci sono sempre stati. Un esempio è la frana dell'altro giorno a Vigo di Cadore, che ha avuto volumetrie assolutamente importanti di decine di migliaia di metri cubi e che ha interessato sì la strada, chiudendola, e adesso sono in atto ancora le operazioni di pulizia, ma ha interessato delle zone con dei vecchi fabbricati che erano lì sicuramente dal 700-800 e non c'era la memoria che in quel punto ci fossero eventi di questo tipo. Altri esempi, guardando con un'ottica diversa io vado a leggere il territorio, tante volte magari cammino in montagna, mi trovo in mezzo magari a un bosco dove ho blocchi ciclopici, blocchi di decine di metri cubi che di fatto sono derivati da frane di crollo che hanno nel tempo smantellato le Dolomiti. Quindi questo per dire che il contesto evolutivo delle nostre montagne è sempre stato segnato da fenomeni importanti, fenomeni assolutamente massicci e assolutamente di grande volumetria. Sì. No, mi dica pure. Sì. Sì, e quindi è sempre stato segnato da eventi di questo tipo. Negli ultimi anni c'è sicuramente la percezione, ma legata anche all'effetto mediatico, questo senza dubbio, perché adesso c'è una trasmissione dell'informazione istantanea, di fatto, quindi è una percezione che ci sia assolutamente un aumento di frequenza di questi fenomeni. Però ribadisco, sono fenomeni che adesso si ripetono molto frequentemente, però sono fenomeni che hanno sempre segnato il nostro territorio montano. Ecco, interventi che si possono fare per cercare di, non so, è possibile dire, insomma, magari in maniera molto poco tecnica, ma arginare questo fenomeno? Sì. Beh, gli interventi, allora come dicevo prima, bisogna guardare il contesto dove abbiamo l'uomo, inteso come centri abitati e vie di comunicazione, e gli interventi sono pianificati e gestiti dagli enti che hanno appunto la competenza. Quindi i principali sono la regione, la provincia e poi certe volte ci sono anche dei canali di finanziamento ministeriali per le difese appunto dal fenomeno franoso. E chiaramente una cosa secondo me fondamentale, che poi ho visto, perché ribadisco io sono tanti anni che ho avuto contatto con tantissime amministrazioni, dopo Vaia, la tempesta Vaia, c'è stata un'apertura di uno scenario operativo sul territorio che era 20 anni che non c'era, proprio perché si è andati anche un po' in deroga a tutti quei vincoli che ahimè dal punto di vista del carico burocratico hanno rallentato sempre di più tutti gli iter progettuali, ma questa è una cosa nota. Quindi gli effetti sul territorio, soprattutto dopo un evento importante come Vaia, sono stati tantissimi ed immediati, tant'è che tuttora sono in piedi importantissimi cantieri. Gli interventi che sono stati fatti in prevalenza dalla regione ma anche dalla provincia riguardano appunto la gestione di tutti quelli che sono i micro bacini, quindi la manutenzione dei bacini, il contenimento delle colate, delle frane, eccetera, che stanno portando appunto centinaia e centinaia di interventi nel contesto dolomitico. Senta, allora c'è un altro aspetto poi di quello che della tragedia, perché parliamo anche di quella che è accaduta, però una tragedia assolutamente imprevedibile, quella della Marmolada, dove avete sentito insomma 11 le vittime e molti feriti, insomma una tragedia, una ferita davvero profonda per la montagna. E l'altro aspetto è quello, adesso lo sentiamo nel servizio, cioè della mala comunicazione, cioè non è, la montagna non è chiusa, la montagna insomma è pericolosa quanto il mare, cioè va rispettata. Magari la commentiamo insieme. Sì. Purtroppo ieri mi ha chiamato un collega della zona proprio di Caprile Saviner, molto preoccupato perché gli hanno riferito che stanno arrivando disdette in zona Val Pettorina, purtroppo, perché la gente pensa che sia tutto chiuso, perché la gente pensa che la funivia sia chiusa, invece
Non è vero. La tragedia della Marmolada è stato un trauma collettivo, ma attenzione a non creare danni al tessuto economico delle terre alte. Questo è il messaggio degli albergatori bellunesi, della Gordino in particolare. I sentieri nella zona veneta sono tutti aperti e percorribili. L'unica cosa che è chiusa è il ghiacciaio, dove c'è la situazione di potenziale pericolo. L'unica zona chiusa è il ghiacciaio, tutto il resto è tutto aperto. Il Passo Fedele è aperto, i rifugi sono aperti, la funivia, ripeto, è aperta. Quindi si sta facendo un po' la solita, spesso mala comunicazione. La stagione va avanti non come nulla fosse accaduto, pretendiamo il rispetto di quelle 11 persone. Se la gente viene solo per vedere il luogo della tragedia, allora è meglio che se ne stia a casa. Contro il turismo del macabro si era schierato con forza lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia, tornato in queste ore sulla necessità di regole condivise e uniformi sui ghiacciai, ma con alcune premesse. Pensare di arrivare a regole ferree significa spostare la responsabilità in capo al pubblico, alle istituzioni, e toglierla ai singoli che sono liberi di decidere. Non so quale sia il giusto mix tra le indicazioni, anche perché poi immagino che se cominci a fare bollettini, se poi accade qualcosa, tutti diranno il bollettino diceva che non doveva accadere nulla. Il tema di mettere diciamo, tutta la montagna sotto delle regole diventa assolutamente impraticabile, impossibile. Poi guardate, siccome queste robe in Italia si trasformano in scartoffie, la via dell'autotutela finirà che ci porta bollini rossi dappertutto, così nessuno rischia di dover rispondere. Intanto, sulla zona della tragedia le ricerche procedono. Tutte le 11 vittime sono state identificate e riconosciute, ma ci sono ancora dei resti da recuperare. Terminata la fase 1, iniziamo la fase 2 di ricerche, che si svolgerà con i droni e con ogni 3 giorni con i cani e del personale a terra, però questo ogni 3 giorni il personale a terra con i cani. Questa fase 2 durerà 10 giorni, passati 10 giorni si deciderà poi da farsi. Luca Salti, intanto che effetto le ha fatto vedere quelle immagini? Le abbiamo viste ripetute di quel ghiacciaio che si stacca e di quella nuvola che viene giù e che travolge, purtroppo che ha travolto tutte queste persone. È sicuramente un effetto di colpo al cuore, prima di tutto per le 11 vittime sicuramente, e per poi il nostro territorio che ancora una volta risulta ferito in modo importante. Io sono convinto da tecnico, e lo dico proprio da tecnico, nell'eccezionalità di un evento di questo tipo, dettato da una concomitanza di fattori in cui siamo una via di mezzo, neanche una via di mezzo, siamo all'esterno di quello che è il mondo valanghe di per sé e quello che è proprio una vera frana, in quanto c'è avuto un collasso di un torrione di ghiaccio a tutti gli effetti, ma in un contesto di cause e di concause che è assolutamente complesso e non gestibile in termini previsionali. Quindi il fatto che questa montagna di ghiaccio poggiasse su una roccia assolutamente liscia, con dietro un lago che spingeva in pressione lungo la superficie appunto di contatto, perché di fatto poi è stata la lubrificazione che ha creato il distacco, non era gestibile in termini di previsioni. E non è fattibile neanche pensare, come diceva il governatore, di andare a creare un contesto di bollettini o di pensare anche dei sistemi di monitoraggio di quelli che sono gli ambienti di montagna, in quanto noi andiamo a mettere sì bollini rossi, andiamo a mettere magari l'ordinanza, ma io ho seguito decine e decine di casi in varie situazioni di sentieri, di piste ciclabili, di strade, in cui dopo, una volta messa l'ordinanza, considerato il fatto che siamo in Italia e l'accanimento anche di quella che è la giurisprudenza è importante, l'ordinanza non viene più tolta. Quindi di fatto io sono assolutamente in un contesto di coscienza, che siamo in un ambiente, come diceva lei, esposto a rischi, in cui abbiamo il fenomeno piccolo, il fenomeno che potrebbe essere gestibile con determinate opere, abbiamo, come dicevo prima, fenomeni importanti di carattere catastrofico e
fenomeni che ancora totalmente da scienziati non conosciamo del tutto. Certo. Perché lo stesso crollo io lo chiamo crollo perché ribadisco non è la solita valanga che vai ad interpretare con magari un bollettino meteo, un bollettino valanghe fatto ad hoc. È una cosa assolutamente di scala diversa, l'effetto scala che dicevo prima. Ecco, una domanda vorrei farle da esperto. Insomma, abbiamo sentito vari tecnici che ci dicevano, insomma, questo è un ghiacciaio che in futuro probabilmente dovrà sparire. Questa zona è stata chiusa perché ovviamente è una zona altamente, in questo momento, altamente pericolosa. Secondo lei verrà mai riaperta quella zona? Allora, in questa fase, secondo me anche nel rispetto e nella memoria delle 11 vittime e di tutti quelli che hanno avuto un coinvolgimento sentimentale e proprio di cuore pesantissimo, e faccio una piccola parentesi veramente per tutto il gruppo dei soccorritori, dal soccorso alpino a tutte le forze dell'ordine, tutti quanti che si sono esposti in modo assolutamente gravoso a rischi enormi per andare a gestire un'emergenza di questo tipo, e loro lo fanno a fenomeno avvenuto, quindi assolutamente in un contesto di forte esposizione. Chiudo questa parentesi, in questa fase anche per vedere le evoluzioni morfologiche, le evoluzioni del contesto del ghiacciaio, alla luce anche di quelle fratture che ci sono dietro, eccetera, è meglio quasi sì che resti chiuso. Quindi secondo lei anche in futuro sarà improbabile una riapertura di quel ghiacciaio? Ma non è detto, perché poi in determinate condizioni climatiche magari può essere gestibile. Inoltre adesso il ghiacciaio è monitorato dall'Università di Firenze, il professor Casagli, e quindi queste saranno informazioni sicuramente importanti anche per prendere una decisione di questo tipo. Però adesso, soprattutto nel rispetto di tutte le persone coinvolte, è un luogo da rispettare. Ecco, parliamo invece l'abbiamo sentito, insomma, la montagna è aperta, qualcuno magari dice siamo preoccupati, ma sono fenomeni che, come abbiamo detto e sottolineato più volte, imprevedibili, però insomma in montagna, in sicurezza ci si può andare, ecco. Ma io assolutamente invito tutti a frequentare la montagna a prescindere da questo evento e a ritornare a frequentarla. Mi ha fatto un po' specie e tristezza il servizio di prima, in cui appunto si è registrato questo forte calo di presenze che secondo me non è giustificato, anche perché la montagna la puoi vivere in migliaia di modi, che vanno dalle forme estreme di arrampicata, di ghiacciaio, di ferrate di un certo tipo, al frequentare la montagna per andare in mountain bike, per andare in bici, per andare con i bambini e tutto quanto. Quindi assolutamente da riprendere, da rivivere. La montagna è chiaramente è è un ambiente in evoluzione, come lo è il mare, come diceva lei, che va rispettato e che va guardato con tanta attenzione nell'ambito di quelle che possono essere appunto le sue evoluzioni. Quindi di fatto non deve essere assolutamente abbandonato, anzi uno dei problemi della montagna è l'abbandono, perché la gestione territoriale nasce dalla frequentazione della montagna, e negli ultimi anni, con tutte le evoluzioni economiche che hanno portato all'abbandono dei paesi di montagna, c'è stato l'abbandono del territorio, senza dubbio. Però la montagna va frequentata e guardata con attenzione e assoluto rispetto. Quindi quello non ci prova. Io ho fatto progetti, ho fatto studi ad esempio su tante ciclabili, tante volte per la caduta massi o per frane che potevano insistere su questi tracciati, no? Ma dico sempre, lì era più pericoloso andare in bicicletta sulla strada piuttosto che fare la ciclabile, col rischio che magari ti arrivasse giù un sasso, nel senso il contesto di rischio è molto più elevato, o magari facendo l'autostrada a 180 all'ora che ti viene fuori che ti viene fuori quello che va a 180 all'ora e ti tampona, piuttosto che per effetti di questo tipo. Quindi la montagna va ripresa e vissuta nel totale rispetto e staccandosi un po' da queste immagini di scenari di disastro sicuramente.
La ringrazio, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, grazie e buon lavoro. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità perché fra poco ci collegheremo con Fortunata Pizzaferro, vicepresidente dell'Ordine Psicologi del Veneto, e faremo un po' il punto della situazione. Abbiamo visto tante aggressioni, tanti giovanissimi, la rabbia proprio di questi giovanissimi, un po' come indirizzarla, che cosa fare, insomma, per arginare un fenomeno che sta preoccupando. Pubblicità, il meteo, poi torniamo in studio. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Bel tempo e caldo nella norma grazie all'anticiclone delle Azzorre. Da metà settimana torna nuovamente l'alta pressione africana con valori termici via via più alti e afa in intensificazione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto martedì 12 luglio sarà asciutto e soleggiato in mattinata, tanto sole anche nel corso delle ore pomeridiane, con possibilità di qualche debole fenomeno in montagna e localmente nelle pianure limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 14 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in genere sereno, poco nuvoloso sui monti. Sulle prealpi non è esclusa qualche locale breve pioggia pomeridiana. Temperature minime sui 17-22 gradi, massime intorno ai 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà molto soleggiato, solo con qualche velatura. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Siamo tornati nuovamente in diretta, sempre in studio. L'avevo vista prima sul nostro schermo, vediamo se è collegata. Eccola qui, la vedo sul nostro schermo. Fortunata Pizzaferro, vicepresidente dell'Ordine Psicologi del Veneto. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Sizia, ben trovata. Buongiorno a lei. Senta, si torna a parlare di un fenomeno perché lo vediamo ogni giorno, ci sono notizie che riguardano giovanissimi. Ieri insomma un po' un'escalation di reati che coinvolgono proprio i giovanissimi. Ieri abbiamo visto insomma gruppetti di ragazzini dai 16 ai 18 anni che hanno derubato una coetanea, oppure altri giovanissimi che hanno insomma circondato un altro ragazzo e lo hanno picchiato per strappargli una collanina. Insomma, fatti che preoccupano, ma non solo nel trevigiano, perché ci spostiamo nel padovano e lo stesso. Non si possono definire baby gang perché non si vuole definirli baby gang, perché sono comunque bande di ragazzini che insomma commettono dei reati veri e propri, anche ai danni, l'abbiamo visto, anche ai danni di commercianti, ai danni di ristoratori. Una rabbia proprio dei giovanissimi in questo momento, dottoressa. Sì, io mentre ero in collegamento ho ascoltato il geologo che mi ha preceduto, che ha dato una definizione che avrei voluto dare io, no? Ha parlato di montagna come ambiente in evoluzione che va osservato e rispettato e non va abbandonato. Mi sembra che questa definizione sia particolarmente calzante anche dell'età adolescenziale. E come rispetto alla montagna, si diceva in questo momento, ora non va vista solamente come uno scenario tragico, quindi non bisogna averne paura, allontanarsi o abbandonarla. Allo stesso modo non dobbiamo allontanarci dagli adolescenti, ma dobbiamo guardare il fenomeno un po' più da vicino, perché se ci allontaniamo troppo, anche con etichette facili, magari tutti i fenomeni sono uguali. In realtà non è che non si vuole utilizzare il termine baby gang, ma bisogna stare attenti a non utilizzare questa etichetta come fenomeno che copre tutto e non ci permette di differenziare anche e trovare delle soluzioni, perché in sé una baby gang mi sente, scusi? Sì, la sento benissimo. La baby gang è un fenomeno di criminalità organizzata
fatta da minorenni. Quindi riguarda solamente quei contesti nei quali un gruppo è organizzato, in qualche modo non va confuso con fenomeni individuali di devianza giovanile e non va confuso con dei fenomeni di massa social, quelle famose risse nelle quali ci si dà appuntamento per essere un po' trasmessi anche dalle televisioni e dai giornali. Quindi la baby gang è un fenomeno organizzato dove i ragazzi sono dentro perché sentono un riconoscimento di un bisogno particolare, un bisogno che può essere di appartenenza o un bisogno di protezione o un bisogno di gratificazione della propria autostima. Quindi nel momento in cui un ragazzo o una ragazza entra a far parte di questo gruppo è perché riesce a trovare in questo gruppo la soddisfazione di uno di questi 3 bisogni che la società fuori non riesce a dare. Ecco, dottoressa, si sta studiando un po' questo fenomeno che insomma, di cui si sente parlare sempre più spesso, soprattutto dopo i 2 anni di pandemia, di questi ragazzini che si mettono insieme in gruppetti e commettono questi reati che sono veri e propri reati penali e preoccupano davvero perché come mai c'è stata questa escalation di violenza fra giovanissimi? Guardi, quando ieri sono stata contattata dalla sua redazione appunto per commentare questi fatti, mi sono stati riferiti 2 o 3 articoli di giornale per approfondire. Per esempio c'è il fatto dell'aggressione in un bar di Vigonza. Io sono andata a cercare in internet a proposito di questo fatto e ne ho trovati 2. Proprio fotocopia, aggressione in un bar a Vigonza, uno di 7 giorni fa e uno di 10 anni fa. Quindi questo per dire che da una parte non c'è una vera escalation se non nella percezione a volte, non sono dei fatti che accadono più frequentemente, tutto sta anche a come si raccontano i fatti, quindi c'è in questo momento non tanto un'escalation di baby gang, è giusto dire che noi non abbiamo un problema di baby gang, forse abbiamo un problema diffuso di frustrazione accumulata che poi impulsivamente si tramuta all'esterno in aggressività. Questo non solo nei ragazzini, ma succede anche negli adulti. In fin dei conti, in questi 2 anni di proteste, di gruppi organizzati verso un eccesso di limiti, un eccesso di regole, l'abbiamo visto trasversalmente in tutta la società. E se in questo momento la società è così frustrata, ovviamente dà anche ai giovani una sensazione di non avere altre vie di fuga per questa frustrazione, non poterle incanalare in una maniera propositiva, non c'è una soluzione propositiva dei problemi, ma spesso un'azione verso sfogare questa rabbia verso i più deboli. Ecco, lei diceva sì di Vigonza, ma ne possiamo avere anche altri fatti, anche di recente, ne abbiamo parlato oggi, ricordo anche un'aggressione ai danni di un controllore della MOM che è stato aggredito, circondato, picchiato perché voleva sanzionare uno dei minori che non aveva il biglietto. Come si può incanalare questa rabbia di questi giovani? Cosa si può fare per cercare di riportare un po' questi giovani sui giusti binari? Come dicevo prima, nel momento in cui si cerca in un gruppo deviante la soddisfazione a 3 tipi di bisogni, come quello dell'appartenenza, della protezione e dell'autostima, dobbiamo domandarci se noi come società stiamo dando a questi giovani uomini e giovani donne una risposta a questi bisogni. Per esempio il bisogno di appartenenza, in che modo li rendiamo protagonisti di questa società? Mi ha fatto sorridere una cosa che mi ha detto mio figlio un paio di anni fa. Io ho un figlio 15enne, quindi sento particolarmente i vissuti dell'età, e mi ha detto è abbastanza incredibile che la nonna che ha oltre 70 anni e non si informa sull'attualità non può votare, e io che invece sono interessato no. Quindi dobbiamo domandarci in che modo stiamo trattando questi adolescenti che in altre parti del mondo, per esempio, a 16 anni hanno il diritto di prendere la patente, hanno il diritto di sposarsi, e noi invece li trattiamo a volte come bambini quando li etichettiamo appunto come baby gang, come se fossero dei bambini, e a volte come dei adulti molto precoci. Nel momento per esempio in cui ad un bambino viene concessa l'autorizzazione ad avere un profilo social,
un profilo che comunque deve poter fare anche mentendo sull'età. Quindi da una parte c'è una spinta a diventare adulti prima del tempo e in altri contesti c'è l'idea che siano ancora dei bambini. Quindi c'è un po' non riuscire a collocare questi adolescenti che non sono né adulti e non sono bambini, ma è venuto forse il momento di cominciare ad occuparci di questi adolescenti, ad ascoltarli e di creare degli spazi, un'identità adatta a loro e non semplicemente cercare di arginare dei fenomeni nel momento in cui li consideriamo delle emergenze. Quindi secondo lei c'è un cambiamento a livello di società, ma anche all'interno delle famiglie però? All'interno della famiglia, che è una micro società e che si allarga a tutta la società, anche la scuola è una società, anche i comuni e anche la regione è una società, quindi tutti assieme dobbiamo interrogarci su che bisogno di appartenenza, che bisogno di protezione e che senso di futuro stiamo dando a queste giovani generazioni nel momento in cui guardano noi come esempio. E se l'esempio che vedono è di una società che non riesce a costruire degli spazi adatti a loro. Vi faccio un esempio: in questo momento stiamo particolarmente attenzionando un decreto regionale che prevederebbe che i bambini dai 13 anni di età nel momento di espressione di disagio vadano in psichiatria e quindi non in un servizio adatto ad un'età così delicata. Nel momento in cui vedono che gli adulti parlano di futuro solo in termini di lavoro che viene a mancare, di guerra, di siccità, laddove non ci sono delle azioni per prevenire questa deriva rispetto al loro futuro, in che modo loro potranno sentirsi protetti e quindi agire come dei cittadini che hanno voglia di partecipare e non di distruggere? Come iniziative, perché insomma si parla di dobbiamo cercare di capire maggiormente, studiare, comprendere che cosa, come stanno vivendo questo momento i giovanissimi, ma come iniziativa si può fare qualcosa? Certo, ascoltare, osservare e anche costruire. Appunto costruire degli spazi d'ascolto, che per esempio nelle scuole il tema del disagio giovanile, del disagio psicologico, in che modo viene trattato stabilmente, quindi non con dei programmi che annualmente devono cercare dei fondi. In che modo stiamo trattando il problema degli spazi di aggregazione per i giovani? Nel periodo di Covid alcuni spazi di aggregazione come le discoteche sono stati visti solo in termini negativi di posti di diffusione del contagio e c'è sempre più un'idea che alcuni spazi vadano chiusi, vadano contenuti, ma qual è l'alternativa? In quale luogo i giovani possono ritrovarsi anche per costruire delle opinioni, per poterle scambiare, per poter far parte della società e anche in famiglia. Quando il giovane vuole dialogare rispetto ai problemi della società, lo ascoltiamo e ci confrontiamo oppure lo guardiamo dall'alto come tu non puoi capire? Ecco, dottoressa, voi avete magari notato insomma una richiesta maggiore di aiuto da parte delle famiglie proprio per i giovanissimi? Sì, c'è sicuramente stata una richiesta di aiuto maggiore e da una parte questo è un fenomeno positivo, nel senso che il disagio nel momento in cui c'è una richiesta d'aiuto vuol dire che viene visto e viene ascoltato. È molto più preoccupante laddove invece il disagio non viene riconosciuto. Io molto spesso mi preoccupo più degli adolescenti che fanno male a se stessi che non quelli che agiscono la violenza all'esterno, perché la violenza all'esterno viene vista, mentre l'adolescente che agisce la violenza su di sé, per esempio l'adolescente che si taglia o che si fa male in altro modo, molto spesso non viene visto e in qualche modo non viene neanche aiutato. Ecco, quindi diceva vengono maggiormente insomma da voi, chiedono aiuto. Questi giovani invece, quelli che lei diceva, ci sono giovani che fanno violenza a se stessi, ma ci sono giovani che purtroppo la violenza l'hanno riversata verso l'esterno. Questi giovani che fanno un po', possiamo definirli un po' bulletti, magari anche poco a volte, perché insomma aggredire, picchiare con calci e pugni un altro coetaneo è più di essere bulletti, possono essere riportati in un binario giusto?
sicuramente li potremmo definire in molti modi, bulletti, devianti, a volte anche veri criminali, c'è anche una vera criminalità anche tra i minori. Sicuramente in questi fenomeni molto meglio prevenire piuttosto che arginare dopo. La devianza giovanile è un po' come la siccità, nel momento in cui si vuole intervenire quando ormai i buoi sono scappati è molto difficile riuscire a contenere e anche reindirizzare un giovane verso una vita diversa. Quindi sicuramente prima di tutto dobbiamo occuparci della prevenzione e di tutta quella stragrande parte dei giovani che si comporta bene ma ha bisogno di spazi e un'idea di speranza per il futuro e di esempi da parte degli adulti per continuare a comportarsi bene. Dall'altra parte sicuramente è necessario seguire attentamente, a volte individualmente, anche gli adolescenti devianti. Ovviamente l'intervento è molto più difficile, è molto più complesso e deve essere multifattoriale dell'ambiente e anche di persone che possono prenderlo in carico. Ecco, le faccio un'ultima domanda. Si parla sempre, la pandemia ha causato, ha aumentato, diciamo, questo comportamento difficile, a volte violento dei giovanissimi, ma è solo la pandemia o c'è qualcosa di diverso, qualcosa in più? La pandemia, come dicevo altre volte, è come una scossa di terremoto. E quindi la scossa di terremoto può abbattere solamente quegli edifici che già avevano delle crepe, delle mancanze, dove c'era già una costruzione che non teneva bene. Quindi la pandemia non ha fatto altro che far emergere le difficoltà di una fascia di popolazione che comunque covava già delle fragilità e che in questo momento sono in qualche modo esplose. Come vede questo futuro difficile sotto tanti aspetti? Non solo per i giovani, un po' per tutti, però insomma chi preoccupano, perché poi sono il nostro futuro, sono proprio loro, i ragazzi. Da una parte lo vedo con una certa preoccupazione perché appunto c'è molto spesso la tendenza a cercare di recuperare fenomeni laddove sono diventati già delle emergenze, quindi per esempio ci si è occupati del clima quando era già abbastanza tardi. Io non vorrei che ci si occupasse anche delle giovani generazioni quando è troppo tardi. Dall'altra parte la storia ci insegna che ci sono state sempre delle evoluzioni e delle crisi evolutive nella storia, ci sono stati dei periodi più difficili anche di guerre mondiali, ma dalle quali poi comunque c'è stato in ogni caso un futuro e c'è stata in ogni caso una ricostruzione. Quindi anche se ora è un periodo particolarmente difficile nel quale continuano a susseguirsi eventi di cronaca che ci fanno sentire affaticati, dobbiamo pensare che l'umanità ne ha superate di peggio e anche adesso troveremo le risorse per andare avanti. Dottoressa, la ringrazio davvero, grazie davvero per essere stata con noi. A lei, arrivederci. Grazie, arrivederci e buon lavoro. Noi andiamo avanti con la cronaca. Schianto tra due auto e un camion, 2 feriti in tangenziale in tilt a Treviso, 2 feriti entrambi fortunatamente non gravi e traffico però paralizzato per almeno 2 ore. Sono purtroppo le conseguenze di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi lungo la tangenziale SR53 nel tratto compreso tra l'aeroporto Canova verso Paese. Coinvolte nello schianto 2 auto e un mezzo pesante, intervenute sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Treviso con il personale di prima partenza che ha messo in sicurezza i mezzi, mentre i conducenti delle 2 auto feriti lievemente sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM 118 e accompagnati al pronto soccorso sul posto la polizia locale di Treviso, che è intervenuta per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Dunque questa la notizia di questa mattina. Adesso invece ci spostiamo perché abbiamo parlato di criticità e fra le criticità ci sono anche gli aeroporti. Sarà un'estate critica, ognuno dovrà fare qualche sacrificio, ne abbiamo parlato spesso, mancanza di manodopera, mancanza di personale, la difficoltà di trovare persone che lavorino e quindi lo dice il presidente di SAVE nel commentare proprio i disagi delle ultime settimane al Marco Polo, dice si dovrà fare qualche sacrificio, passeggeri compresi. Non è un sistema che è
come è stato scritto qualche volta, al collasso. È un sistema che sta sotto pressione, ci saranno per tutta l'estate difficoltà. Il presidente di Save non parla di collasso, ma di una situazione che resterà critica tutta l'estate. Dopo i disagi delle ultime settimane all'aeroporto Marco Polo, con i passeggeri in coda per ore, scioperi di varie compagnie aeree, voli cancellati, Marchi fa il punto. È una situazione che io non ho mai visto in 22 anni di attività in aeroporto, e che è la conseguenza del Covid, della pandemia, di quello che si è creato in termini di stili di vita, di situazioni dovute a quello che stiamo vivendo sullo scacchiere internazionale. E dobbiamo abituarci ad avere un'estate più complicata di quella che eravamo abituati ad affrontare quando si andava a fare un viaggio aereo, sapendo che tutti coloro che lavorano nel mondo del trasporto aereo ce la stanno veramente, vi assicuro, mettendo tutta per dare il massimo. Alla base di questi disagi la mancanza di personale, spesso denunciata ultimamente dai sindacati, che arriva anche a toccare numeri sconcertanti. Mancano diverse decine di persone ed è una mancanza di personale aggravata anche dal fatto che ci sono una recrudescenza di malati per il Covid. Certi giorni in aeroporto mancano anche 100 persone, ci sono i singoli handler a cui mancano 20-30 persone. È da sottolineare che noi stiamo come Paese, non solo noi a Venezia, ma come Paese stiamo reagendo bene a tutta questa situazione che è data in Europa, e questa volta ne stiamo uscendo meglio di altri paesi che tradizionalmente vantano un'efficienza maggiore della nostra. Nei giorni scorsi, ha aggiunto Marchi, un volo programmato da Venezia ad Amsterdam è partito vuoto con i passeggeri presenti a Tessera perché l'aeroporto della capitale olandese aveva avvertito che non sarebbe stato in grado di riceverli. Tra i consigli che il presidente dà, quello di viaggiare dove possibile con bagaglio a mano. Questo è un consiglio che non diamo solo noi, ma che ha dato il Ministro dei Trasporti pochi giorni fa e l'ENAC. È evidente che in una situazione come questa, quando soprattutto si affronta un viaggio nazionale, un viaggio di corto o medio raggio, magari è meglio eliminare qualche cosa, un vestito in più, e cercare di essere sicuri di arrivare con quello che serve. Ed ora ci spostiamo invece a Padova, dove proseguono i lavori sulla provinciale 47 Valsugana per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Brenta. Per l'Alta Padovana adesso è fondamentale il raddoppio della regionale 308 del Santo, come spiega Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe e consigliere delegato alla viabilità della provincia di Padova. Un giorno davvero felice per la comunità di Curtarolo, di Piazzola e di tutta l'asta di questa strada provinciale. Ecco, provinciale che deve diventare statale in questo tratto. Assolutamente sì, deve diventare statale per tanti motivi, perché interessa un territorio molto vasto. Sono molti i comuni interessati e i lavori che si devono fare di adattamento sono molto importanti. La provincia non si è mai tirata indietro, tutte le amministrazioni provinciali, e si sono via via susseguite, anche quella attuale, chiede a gran voce a Regione ma soprattutto al Governo di adottare tutti quei provvedimenti utili e necessari, in verità ce n'è solo uno, è un DPCM, che cambi la natura di questa strada e diventi finalmente statale e possa diventare una direttrice moderna di servizio ai comuni, ai cittadini e alle tante imprese di quest'area, perché ricordiamoci che qui attorno abbiamo la produzione di PIL la più importante d'Italia, la prima della nostra provincia e una delle primissime in Italia. Dobbiamo dare le infrastrutture. Valsugana, ma anche strada regionale 308. Lei da sindaco di Cadoneghe sa bene che cosa significa. Noi stiamo attendendo Regione, che ormai è pronta per poterci dare il nuovo progetto della 308. La 308 va allargata, va ammodernata e va adeguata alle sfide del prossimo futuro. Quali sono le sfide del prossimo futuro? Sono quelle di un territorio che sta crescendo, non solo in termini popolativi, ma sta crescendo anche in termini di PIL e di produzione industriale e di lavoro. È un territorio, quello tra Cadoneghe e Padova, che vedrà nei prossimi anni importanti cantieri di ammodernamento e di preparazione per il nuovo ospedale di Padova.
Da Padova ci spostiamo a Venezia, dalle piste ciclabili alla raccolta differenziata, il trasporto automobilistico pubblico di linea ACTV completamente elettrico e una corsa podistica del circuito di Venice Marathon che avrà la particolarità di svolgersi interamente sulla spiaggia. Così il Lido di Venezia presenta le sue carte all'insegna della sostenibilità e del rispetto ambientale. Il servizio della nostra redazione di Venezia. Vediamo se è pronto il servizio. No, non è ancora pronto, quindi intanto mentre attendiamo vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, che è Giuseppe Costa, comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Stavamo parlando prima della situazione dell'aeroporto, insomma, di Venezia come quello di Treviso, situazione di carenza di lavoratori, di mancanza di organico e di una criticità che si fa sentire adesso che siamo proprio nella stagione clou. Situazione purtroppo che è così anche per i Vigili del Fuoco. Allora, diciamo che l'aeroporto di Treviso fa parte integrante del comando provinciale. Quindi noi abbiamo una carenza di personale che è all'incirca del 22%. E sono 22 capisquadra che ci vengono a mancare più 25 vigili, quindi complessivamente abbiamo 57 unità in meno rispetto alla pianta organica che è di 306 unità. E di qui parliamo della provincia? Della provincia di Treviso. Treviso, perfetto. Noi diciamo sull'aeroporto dobbiamo tenere gli standard ICAO, altrimenti diciamo non possono atterrare i voli, quindi possiamo fare a meno su tutto il territorio tranne per l'aeroporto, quindi per l'aeroporto dobbiamo mantenere la pianta organica. Questo cosa significa in termini di attività? Ma guardi, l'aeroporto, diciamo che il lavoro dell'aeroporto è un lavoro di attesa, che noi ci auguriamo che non si verifichi mai un intervento in aeroporto. Perché l'intervento in aeroporto significa dover intervenire in tempi brevissimi per poter spegnere un principio di incendio, altrimenti se non si intervengono diciamo in pochissimi minuti rischia di degenerare e quindi non più controllabile, mettendo ovviamente a rischio tutti i passeggeri. Ecco, abbiamo parlato di problema di organico, di mancanza di personale e fra l'altro c'è anche il problema Covid. Abbiamo visto un aumento dei contagi, un aumento importante, in numeri importanti e purtroppo anche fra i Vigili del Fuoco. Altro aspetto diciamo che stiamo attenzionando, aspetto che comunque abbiamo segnalato anche al centro, perché mentre prima c'era diciamo lo stato di emergenza, questo per noi che cosa comportava? Comportava la possibilità di poter richiamare personale fuori turno per sostituire diciamo, il personale che era positivo al Covid. Oggi purtroppo non è assolutamente così, perché essendo cessato lo stato di emergenza il Covid viene trattato tra virgolette come una malattia ordinaria. Quindi per la nostra amministrazione noi non possiamo assolutamente richiamare personale e quindi dobbiamo gestire l'emergenza. Diciamo che i Vigili del Fuoco sono sempre chiamati ad operare in emergenza. E quindi anche emergenza sull'emergenza. Emergenza sull'emergenza, quindi dobbiamo cercare di eliminare risorse dove possiamo farlo, quindi poter operare in quelle zone dove poter operare con qualche risorsa in meno. Quante unità in questo momento vi mancano per il problema del Covid? Allora, attualmente noi abbiamo all'incirca 18 unità su tutti i turni, compreso ovviamente amministrative e tutti quanti. Mi sembra che un paio stanno rientrando, fortunatamente diciamo la maggior parte ha fatto la terza dose e quindi nel giro di 7 giorni in genere si risolve diciamo, questo problema, però è anche questa una criticità. Fra l'altro questa insomma è un'estate, l'abbiamo vista, è comandata un'estate difficile sul fronte incidenti, tantissimi incidenti stradali e voi siete i primi ad arrivare, siete voi che intervenite insieme alle forze dell'ordine. Assolutamente sì, guardi, purtroppo diciamo che il problema degli incidenti stradali è sempre stato, specialmente diciamo qui in questa terra, è sempre stato un problema di difficile diciamo, risoluzione. E vediamo che a volte sono anche incidenti stradali mortali, l'altro giorno abbiamo fatto un incidente in autostrada, questa mattina abbiamo fatto un incidente in tangenziale,
Quindi di è cui chiaro abbiamo che dato prima notizia con code chilometriche. Esatto. Perché è chiaro che poi si congestiona tutto il traffico, per poter operare i nostri mezzi hanno bisogno di spazio e quindi va chiusa la viabilità, anche temporaneamente, ma va chiusa la viabilità. Ecco, le difficoltà, comandante, di un intervento di questo genere. Adesso fortunatamente qui non ci sono state vittime, grazie a Dio, e voi intervenite anche quando ci sono purtroppo le vittime. La difficoltà, proprio perché poi voi intervenite, dovete correre, ci sono le sirene, intanto le persone si spostano. Assolutamente ecco. Sì, dai. Da E questo su punto di questo? vista diciamo che la correttezza Questa è importante. Assolutamente sì, assolutamente sì. Forse diciamo dovremmo educarci un pochettino di più, perché quasi tutti gli incidenti stradali si verificano per diciamo una nostra distrazione, o il telefonino o qualsiasi altra cosa, diciamo mi metto a guardare da un'altra parte, quindi è la distrazione. Questo dobbiamo cercare di evitarlo il più possibile. Ecco, lei invece la difficoltà voi in questi interventi, perché poi siete in prima linea su tutto, incidenti stradali, incendi. Ma guardi, noi facciamo un servizio di soccorso tecnico urgente. La difficoltà è chiaro, è massima, però come ho detto al mio insediamento qui a Treviso è fondamentale fare sistema. Fondamentale fare sistema con tutti coloro che concorrono nelle attività di soccorso. Perché pensare di poter risolvere un intervento di soccorso da soli i vigili del fuoco, questo è impossibile, quindi abbiamo bisogno di tutti. Ad esempio negli incidenti stradali è fondamentale la collaborazione sia con il 118 per la salvaguardia dell'incolumità delle persone che hanno subito l'incidente e le forze dell'ordine per la gestione appunto del traffico. Comandante, lei è comandante da qualche giorno di Treviso, sì, e viene però anche insomma, dal comando di Vicenza e tiene in questo momento entrambi i comandi. Questa è un'altra difficoltà aggiuntiva. Parlando di carenza. Come dicevo prima, noi siamo abituati ad operare nell'emergenza e quindi allo stato attuale ho il comando titolare, sono qui a Treviso, e ho la reggenza su Vicenza fino alla nomina del nuovo dirigente. L'incarico mi è stato dato per 6 mesi o comunque fino a un periodo per l'individuazione del nuovo dirigente. Io mi auguro che per novembre diciamo, possa essere trovato il nuovo dirigente. Ecco, comandante, lei quando si è insediato diceva ci sono 3 progetti importanti, sì, 3 opere importanti, questa è una della caserma, proprio ne parlavamo prima, dell'aeroporto. Allora, noi abbiamo 3 opere. Questa dell'aeroporto, diciamo che la competenza per la realizzazione della sede è dell'aeroporto di AIR3. AIR3 nel 2018 ha acquisito un immobile lì all'incirca a metà pista, quindi in una posizione strategica rispetto a quella dove siamo attualmente. E adesso hanno predisposto un progetto preliminare che abbiamo avvallato. Dobbiamo anche rivedere alcune cosette sugli spazi, soprattutto per la parte logistica, e dopodiché deve andare diciamo, in affidamento per la realizzazione dell'opera. Ci hanno garantito che per il 2024 dovremmo diciamo, avere la sede nuova. E per voi questo è importantissimo perché... È fondamentale. È fondamentale, una cosa molto importante che devo dire, vabbè, questo ovviamente è opera dei miei predecessori, io mi sto trovando diciamo, il lavoro quasi fatto, se non per l'ultimo step che è quello della fase realizzativa, che è anch'essa diciamo, di fondamentale importanza. Noi diciamo, abbiamo un problema quando c'è la bassa visibilità a causa nebbia. E quindi dove diciamo, hanno individuato questo fabbricato, entro ottobre ci daranno una postazione per poter operare in bassa visibilità, anche con degli spazi per poter alloggiare gli automezzi e il personale. Quindi questa è una bella cosa. Ecco, comandante, questa era una delle opere, ne abbiamo altre 2. Una riguarda il comando di Oderzo, giusto? Una riguarda la sede di Oderzo. La sede di Oderzo. La sede diciamo che è la sede di Motta. La sede di Motta che si sposta a Oderzo. A Oderzo diciamo noi il Ministero ha acquisito, la caserma acquisita è stata diciamo era del demanio, la caserma ex Zanusso e qui abbiamo fatto tutti l'iter diciamo procedurale, abbiamo fatto anche una verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati
al fine di capire se è possibile la ristrutturazione di questi fabbricati, ovvero è necessario procedere con una demolizione e ricostruzione. Abbiamo fatto anche le indagini geologiche. Questo che cosa ha portato? Ha portato che è necessario procedere alla demolizione e ricostruzione di una nuova sede. Sono stati la somma, diciamo, per la realizzazione di questa sede è di circa 4.800.000, ovviamente anche per la demolizione, 4.800.000 euro. Sono stati già inseriti nei fondi strutturali del MEF, quindi per quest'anno, quindi noi a oggi abbiamo i fondi per poter iniziare la realizzazione di questa sede. Ovviamente qui abbiamo bisogno anche della collaborazione degli enti locali. Mi riferisco alla provincia dove già c'è, diciamo, un approccio, e poi ne ho accennato anche al comune. Perché? Perché abbiamo bisogno della stazione appaltante. Noi come comando di Treviso siamo quasi impossibilitati non abbiamo le risorse per poter, diciamo, seguire la realizzazione della sede come stazione appaltante. Perché diciamo, per noi facciamo soccorso tecnico urgente, non facciamo realizzazione, non seguiamo realizzazione, diciamo, di questi interventi, di queste strutture. Ovviamente daremo la nostra collaborazione, ovviamente seguiremo anche i lavori, possiamo fare anche da RUP, responsabile unico del procedimento per la realizzazione, però abbiamo bisogno della collaborazione degli enti locali. Quindi, come dicevo, la provincia già ci ha dato la disponibilità per la fase progettuale e fino all'affidamento dei lavori, mentre poi per la realizzazione ci ha detto, diciamo, che non ha le risorse per poterci seguire in questo senso. Ecco, altro invece intervento strategico per voi è quello del polo didattico, perché già vengono, insomma... Noi, diciamo, Treviso è una bellissima realtà. Treviso è una bellissima realtà fin da quando c'ero io, perché io sono stato qua fino al 2017 a Treviso, sono arrivato nel 1995, sono rimasto fino al 2017. Abbiamo sviluppato il polo didattico del Triveneto. Allora, mentre in passato per i nuovi vigili del fuoco i corsi venivano fatti tutti a Roma, adesso da un po' di anni a questa parte una parte del corso viene delegato in ambito locale. E quindi da questo punto di vista Treviso è il polo didattico per il Triveneto. E quindi ci siamo veramente dati molto da fare, cercando di sfruttare le poche risorse anche logistiche che noi abbiamo a Treviso, però veramente siamo arrivati a un punto che non è più possibile procedere in questo modo. Da qui, grazie ai miei predecessori, è stato attivato, diciamo, un iter procedurale per arrivare alla realizzazione del polo didattico. Quindi che cosa verrà fatto? Verrà fatta una struttura di circa 1000 metri quadri con 2 piani. Quindi una parte adibita ovviamente ad autorimesse e laboratori, un'altra parte, il piano primo, adibito ad attività didattiche, quindi aule didattiche e logistica. La mensa invece rimane quella del comando, perché la sede viene fatta all'interno, diciamo, questo polo didattico viene fatto all'interno della sede centrale dei Vigili del Fuoco. Ecco, comandante, e si parlava proprio di carenza di organico, di mancanza di personale, insomma questo è un modo per, insomma... Assolutamente sì, assolutamente sì. È chiaro che noi, questo lo devo dire, fino a oggi, noi abbiamo fatto questa attività con le risorse ordinarie. Assolutamente con le risorse ordinarie, grazie alla volontà, diciamo, di personale che lo devo ringraziare pubblicamente, che si è dato sempre da fare, e poi è chiaro che noi ci appoggiamo a istruttori dell'intera regione. C'è l'adesione dei giovani ad avvicinarsi a questa, insomma, a questa professione, che è una professione che si fa, lo dobbiamo dire, per passione, tanta passione. Guarda, io qua lo voglio dire pubblicamente, io dico, guardate, quando entrano i nuovi vigili e li saluto, dico, guardate che avete scelto una missione, la nostra è veramente una missione, perché io dico sempre ai ragazzi, noi sappiamo la mattina quando prestiamo servizio, quando iniziamo il nostro servizio, o la sera quando iniziamo il nostro servizio, ma non sappiamo assolutamente quando andremo a casa.
perché se alle 20 suona la sirena che bisogna andare su un intervento di soccorso, la squadra esce e poi diciamo rientrerà o a ultimazione dei lavori, ovvero quando subentrerà la squadra montante e quindi darà il turno, ma comunque almeno 2-3 ore vengono, diciamo, in funzione ovviamente della distanza dove viene fatto l'intervento, almeno 2-3 ore di ritardo ci però c'è un po' il vigile del fuoco è visto un po' dai giovani come un po' il supereroe. Sì, guarda, io ecco, in effetti devo dire che nei sondaggi noi siamo messi non bene ma di più. A volte, come diceva lei, anzi ci possiamo dare del tu, la gente ci considera degli eroi. Però io dico ai vigili del fuoco, noi non siamo assolutamente degli eroi. Noi siamo semplicemente dei professionisti antincendio, preparati per arrivare in qualsiasi scenario emergenziale con rapidità e professionalità, perché questi sono due aspetti fondamentali nel Corpo Nazionale. Ecco, parlavamo dei giovani e le donne, ci sono, perché ancora poche le donne che si avvicinano. Questo è vero, noi a Treviso allo stato attuale ne abbiamo solo 2. Diciamo che questo è sempre stato lo standard da quando io mi trovavo qui. Purtroppo la percentuale è bassa, così come lo è a Vicenza, dove io faccio, diciamo, da reggente, ho fatto il comandante fino al 4. Questa è una percentuale molto bassa. Noi spingiamo veramente affinché ci sia una partecipazione. È una questione secondo lei fisica? Una questione... Ma io dico di no, è una questione secondo me di mentalità, soprattutto di mentalità, perché fino all'altro ieri questo, diciamo, mestiere veniva visto come un mestiere per uomini, ma non è assolutamente così, perché io vedo che ci sono ragazze, ma di gran lunga superiori rispetto ai ragazzi, sia come modalità di approccio negli interventi, sia per la risoluzione, diciamo, dell'intervento stesso. Io mi fermo perché vedo che c'è la pubblicità, qualche istante di pubblicità e poi torniamo di nuovo in studio per parlare con il comandante. Siamo tornati in onda, sempre in studio con il comandante dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Costa, Vigile del Fuoco di Treviso e Vicenza per ora. Sì. Parlavamo di interventi, tanti vi chiamano un po' per tutto, dall'intervento gravissimo a anche, insomma, interventi, diciamo, meno importanti. C'è qualcosa che magari vi fa sorridere quando... Ma non sorridere, guardi, noi facciamo l'attività di soccorso è a 360 gradi, quella che facciamo noi. Come dicevamo, va dall'incendio con il coinvolgimento di sostanze pericolose, quindi molto molto complesso da gestire, fino al recupero del gattino sull'albero. Questo secondo me sono anche interventi che danno una soddisfazione enorme, perché magari c'è la bambina che ha perso il gattino, che si trova sull'albero e non riesce ad uscire, oppure il gattino che cade nel tombino e quindi dobbiamo andare a recuperare questo gattino. Sono quegli interventi veramente che ti danno una soddisfazione, perché vedi il volto della bambina che ha perso il gattino e poi glielo restituisci. Veramente sono soddisfazioni grandissime. Ma diciamo che il nostro lavoro è fatto di soddisfazione, altrimenti, come dicevamo prima, non si può fare questo lavoro se non si ha la vocazione, se non si ha la passione. Un intervento particolare che le è rimasto impresso, uno di grave, forse suppongo quello della Butangas. Ecco, immaginavo che quello era la Butangas, perché purtroppo io ero appena arrivato al comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, appena un anno, quindi funzionario giovane, inesperto, e quella mattina mi ritrovai appunto da funzionario di guardia con questo incidente. Quindi non sapevo di che cosa si trattava, sapevo semplicemente che erano rimasti coinvolti 11 colleghi dei Vigili del Fuoco. Quindi poi sappiamo tutto quello che è successo. Quindi quello è rimasto scolpito nella mia mente. Devo dire che ha fatto molto di insegnamento, ma non solo a me, a tutto il personale di Treviso, perché siamo cresciuti molto a seguito di questo intervento della Butangas. L'intervento invece che più le è rimasto nel cuore, un po' più significativo, ma anche magari non importante, ecco. Ma guardi, no, diciamo che nel cuore mi sono rimaste le immagini delle
delle calamità, del terremoto dell'Aquila. Quelli sono interventi che me li porto sempre nel cuore, perché vedevi, diciamo, il volto della gente e quando riuscivi a salvare una vita umana, veramente, diciamo, quelle sono cose che ti rimangono scolpite nel cuore. Io all'Aquila ci sono stato per 11 turni, quindi è stato, diciamo, un impegno molto massiccio. E quelle sono veramente che mi hanno formato e mi porto veramente nel cuore. Poi è chiaro che io mi ricordo che un po' di anni fa, che mi trovavo a Treviso, ci hanno chiamato per recuperare un'anatra lungo, diciamo, le mura di Treviso, molto simpatica perché non riuscivamo a prendere, diciamo, questa anatra, quindi anche lì sono, diciamo, degli interventi che ti rimangono proprio per la simpatia, perché poi c'è la gente che ti guarda, assolutamente. Senta, abbiamo parlato di giovani, ma ci sono anche i vigili del fuoco volontari che magari i giovani dicono: ma si può fare, non si può fare? Sì, allora noi qui a Treviso abbiamo 2 distaccamenti volontari, che sono il distaccamento volontario di Gaiarine e il distaccamento volontario di Asolo. Per accedere a far parte dei volontari bisogna fare domanda, dopodiché si chiede il decreto a Roma. Una volta che si ha il decreto da parte dell'amministrazione centrale bisogna fare un corso, è un corso molto impegnativo perché sono 120 ore, lo organizza il comando, quindi in questo caso se uno vuole fare domanda per questi 2 distaccamenti fa domanda e deve aderire a uno dei 2 distaccamenti e poi faremo il corso di 120 ore. Quindi diciamo che i volontari nostri è un volontario atipico, perché è un volontario che comunque ha la casacca del vigile del fuoco, viene formato per 120 ore ed è soggetto anche a un'attività di addestramento di almeno 5 ore mensili. Quindi è, diciamo, un volontario atipico. Ecco, e quanto occupa quanto tempo occupa un volontario, un vigile del fuoco volontario? Diciamo che noi qui abbiamo una bellissima realtà su Treviso, perché abbiamo questi 2 distaccamenti dove loro, è chiaro, fanno altro nella vita, hanno un altro lavoro e danno la disponibilità per essere attivati durante, diciamo, i giorni della settimana. Questo che cosa significa? Significa che comunque c'è una legge dello Stato che obbliga, tra virgolette, il datore di lavoro, laddove vi sia un'emergenza, a far andare questo dipendente per fare questa attività di soccorso tecnico urgente. Ovviamente per queste ore in cui il dipendente va a fare un'altra attività non viene remunerato da parte del titolare dell'azienda, mentre quell'indennità la deve dare il Ministero dell'Interno e quindi la nostra amministrazione. Poi vi devo dire che queste 2 realtà sono delle realtà stupende, perché cosa fanno loro i volontari di Asolo e Gaiarine? Durante il fine settimana, che, diciamo, sarebbe, diciamo, il periodo in cui potrebbe dare del proprio tempo, del proprio affetto alla famiglia. Invece questi qua vanno a presidiare il distaccamento, cioè presidiano il distaccamento come se fosse un distaccamento permanente e all'occorrenza partono proprio in pochissimi minuti, come fa una squadra di permanente. Quanti volontari ci sono adesso da voi, allora, qua in provincia di Treviso? Attualmente dati, diciamo, certi non riesco, diciamo, a dirle con certezza. Siamo all'incirca di 30 unità su Gaiarine. 25 sono soprattutto unità. Giovani? Sono giovani perché l'ultimo corso è stato fatto, diciamo, non poco tempo fa. Ce ne stanno anche di persone, diciamo, che hanno una certa età. Ovviamente anche loro sono soggetti che quando si arriva ai 60 anni non possono fare più questa attività. Ma poi alcuni di loro passano a diventare magari vigili del fuoco operativi? Sì, perché la nostra amministrazione fino ad oggi nei concorsi pubblici ha fatto, diciamo, ha riservato un'aliquota di posti riservati per il personale dei volontari. Ovviamente devono fare il concorso, certo, come tutti gli altri. Ecco, ritorniamo a parlare invece proprio dei vigili del fuoco effettivi. Quanti siete adesso a Treviso? Allora, in pianta organica, come dicevo, siamo
Attualmente siamo in 309 e abbiamo questa carenza purtroppo. Ci sarà la possibilità di un... Allora, a settembre ci dovrebbero assegnare i nuovi ragazzi, non so quante unità ci assegneranno perché verrà deciso all'ultimo in funzione dei numeri che vorranno dislocare per Treviso. Ovviamente abbiamo anche una carenza, come dicevo prima, molto più importante dei qualificati, perché abbiamo, come ho detto prima, 22 unità di qualificati che ci mancano. E purtroppo allo stato attuale il concorso per qualificato per caposquadra dovrebbe partire, usiamo il condizionale, a settembre, però per Treviso con il nuovo concorso non sono previsti posti, mentre ce ne stanno in mobilità, quindi abbiamo 11 posti in mobilità, cioè per chi vuole rientrare. Ma noi non abbiamo tanto personale fuori, abbiamo all'incirca mi sembra 3-4 unità e quindi non so se tutti vogliono rientrare e quindi questa carenza secondo me ce la porteremo ancora per un po' di tempo, anzi andrà ad aumentare perché sia con la fine dell'anno sia con l'anno nuovo abbiamo dei pensionamenti. Quindi aumenta la criticità. E non so se ha qualche dato, ma più o meno quante volte uscite in una giornata, quanti interventi fate? Ma dipende perché noi siamo all'incirca sui 5.000 interventi su tutta la provincia, quindi 5.000 interventi l'anno ovviamente. Quindi ci sono giorni in cui usciamo parecchio, ad esempio questa era una giornata in cui si è usciti parecchio e poi magari giorni in cui è più diciamo, di attesa. Poi abbiamo distaccamenti che fanno diciamo, tipo Conigliano sui 1.000-1.100 interventi in un anno. E gli interventi maggiori quali sono quelli proprio degli incidenti? Ma gli interventi maggiori sì, sono proprio gli incidenti stradali, come percentuale assolutamente sì, come percentuale sono gli incidenti stradali purtroppo. Quelli purtroppo di giorno e di notte, di comandante? Giorno e di notte, assolutamente sì, assolutamente sì. Meno, diciamo, poi è chiaro che una grossa fetta sono diciamo, i cosiddetti interventi generici che inglobano tutto. Poi abbiamo anche una fetta anche sugli incendi, quando dico incendi parlo non di incendi di fabbrica ma incendi in generale e questo ad esempio in questo periodo di siccità stiamo facendo anche parecchi interventi di incendi di sterpaglia e anche qui secondo me bisogna utilizzare un po' più di prudenza perché gli incendi di sterpaglia sono sempre diciamo incendi che vengono provocati o per imprudenza e quindi oppure diciamo sono degli incendi diciamo di carattere doloso, però la maggior parte sono proprio per imprudenza, quindi perché magari buttiamo la cicca di sigaretta, perché magari in un momento sicuramente sì. Poi che ne so, noi diciamo anche quando andiamo a farci una scampagnata, un picnic, tendiamo a parcheggiare la macchina su della vegetazione secca, operazione che non deve essere assolutamente fatta. Perché quella scusate, potrebbe essere un elemento di innesco dell'incendio. Siamo arrivati al termine di questa diretta, quindi ringrazio davvero il comandante per essere stato con noi, per aver fatto un po' un sunto di quello che fanno loro tantissimi. Gli interventi sarebbe da parlare, da trattare questo argomento davvero per una puntata intera. Speriamo di poterlo avere qua ancora, insomma, per fare magari il punto della situazione fra qualche mese. Quindi la ringraziamo. Sono io che ringrazio tutti i telespettatori. E vorrei veramente che ognuno di noi utilizzasse diciamo, nei propri atteggiamenti un po' più di prudenza, perché io dico sempre non esiste un ambiente pericoloso, perché il pericolo lo determina l'uomo con il proprio comportamento. E questo è vero, grazie davvero. Grazie anche ai registi che ci hanno seguito, Tony Esposito e Simone Merlo, e grazie a voi telespettatori, grazie e a domani, arrivederci.